Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mercoledì 6 aprile per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Iniziamo un po' prima del solito, 15 minuti di anticipo, perché abbiamo tanto da raccontarvi. Alle 12 saremo a Noale per il sopralluogo nell'hub di prima accoglienza per i profughi dell'Ucraina, sopralluogo che vedrà protagonisti il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia con il capo della Protezione Civile italiana Fabrizio Curcio. Una giornata importante che servirà a fare il punto di questa nuova emergenza che vede come sempre il Veneto in prima fila con tutti i suoi operatori sanitari, volontari, i comuni, le istituzioni. Come sapete sono migliaia ormai i profughi dall'Ucraina che sono arrivati in Veneto e che stanno in Veneto. La maggior parte è accolta in famiglia perché, come sapete, molti hanno raggiunto semplicemente i loro familiari, però c'è un'emergenza che cambia volto di continuo, di giorno in giorno. C'è da capire se questa accoglienza, che per il momento è diffusa, diventerà qualcosa di più, anche perché gli scenari di guerra che vediamo in Ucraina sono sempre più drammatici e le persone ovviamente continuano a fuggire. L'orrore di Bucha ce lo abbiamo sotto gli occhi tutti. A tal proposito sono arrivate anche parole nette e precise da parte di Papa Francesco nelle scorse ore, che ha detto: in guerra assistiamo all'impotenza dell'ONU. Sono veramente espressioni forti, fortissime, che fanno il paio con quelle pronunciate ieri dal presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di una riunione dell'ONU proprio. Tra l'altro l'Ucraina sta indagando sui crimini e sul genocidio. Più di 400 persone sono scomparse, sarebbero scomparse da Gostomel. Insomma, una situazione che come sempre ci preoccupa e ci indigna, ci angoscia per certi versi. Quindi alle 12 andremo a Noale per fare il punto di questa accoglienza importante. Sono migliaia, come vi dicevo, i profughi già arrivati in Veneto, ma oggi è una giornata importante per la nostra regione, sempre per il veneziano, per un altro appuntamento istituzionale che vi racconteremo in presa diretta, perché sarà inaugurata a Marghera la banchina a Liguria, la prima opera realizzata dal commissario straordinario Crociere e presidente dell'autorità di sistema portuale, secondo quanto stabilisce il decreto dell'agosto del 2021, quello che, per intenderci, vietava il transito delle grandi navi alla Giudecca. L'appuntamento è alle 14:45 in via Banchina dell'Azzotto a Marghera. Ci sarà il presidente Zaia e interverrà anche il ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini. Quindi da oggi, diciamo, cambia anche la mappa della crocieristica a Venezia, con tutte le sue ripercussioni che potete ben immaginare. Tanta anche la cronaca. Ritorneremo su quel ritrovamento spaventoso a Occhiobello, quel borsone con dei resti di donna al suo interno. Purtroppo dobbiamo darvi e vi daremo conto di altri incidenti sulle strade, ma apriamo con una bella notizia, perché fortunatamente ci sono anche le belle notizie. Nelle scorse ore il Senato della Repubblica ha dato il via e ha riconosciuto ufficialmente la giornata degli alpini. Sarà una giornata che si celebrerà ogni 26 gennaio e con noi abbiamo l'alpino numero 1, il presidente dell'ANA nazionale, Sebastiano Favero. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e a tutti i suoi telespettatori.
Allora, è un riconoscimento importante, allora diciamolo bene, il Senato ha dato il via libera definitivo all'istituzione della giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini, che è fissata per il 26 gennaio di ogni anno. È un importante riconoscimento questo. Direi di sì, è un importante riconoscimento che parte l'iter della legge approvato dalla Camera nel 2019, poi vicende Covid, altre situazioni al Senato è andato un po' lunga, ma direi che poi il risultato è stato quello che gli alpini si aspettavano, e il risultato addirittura anche con il voto, perché sui votanti c'è stata una sola astensione, tutto il resto del Senato ha votato a favore. Io ho letto anche gli interventi di dichiarazione di voto delle varie componenti e direi che c'è un riconoscimento unanime nel ruolo che gli alpini hanno avuto ma che hanno tuttora, sia gli alpini in armi sia gli alpini in congedo. Voglio ricordare che tra l'altro il 2022 non è una data, è una data particolare per noi, importante, perché ricorda i 150 anni della costituzione delle truppe alpine avvenuta a Napoli nel 15 ottobre del 1872. Quindi un momento veramente per noi importante, lasciatemelo dire, un giusto riconoscimento del valore, del senso del dovere, del sacrificio, della tenacia degli alpini, sia nei momenti drammatici della guerra, ma sia anche in tutti i momenti di emergenza e di necessità, compreso l'ultima pandemia e compreso anche questa situazione drammatica della guerra in Ucraina. Ecco, diciamo che voi siete il collante e in questi 2 anni avete fatto assolutamente la differenza. Lei è stato nostro ospite, Presidente, anche in occasione di altre importanti visite istituzionali in Veneto, in primis quelle del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Figliuolo, che lei ben conosceva, è suo amico di lunga data. Figliuolo, che adesso non è più in carica perché è finito lo stato di emergenza. Più in generale, come giudica questo anno e mezzo di gestione Figliuolo? Beh, io non posso che giudicarlo in modo estremamente positivo, anche se ovviamente Francesco è un alpino come noi, è un inserito per quel cuore alpino, come ha detto chiaramente nel suo libro, intervista fatta con Severnini e che sta uscendo adesso. Quel cuore alpino è determinante nel fare anche e prendere anche decisioni alle volte che possono sembrare impopolari, ma che servono per garantire poi l'uscita dall'emergenza in cui ci si trova. Quella pandemica rimane in parte un'emergenza importante, andava affrontata con determinazione e credo che questo Francesco Figliuolo, il generale Figliuolo, abbia fatto fino in fondo, compiendo fino in fondo il proprio dovere. E per il Veneto il 26 gennaio sarà per sempre una giornata storica. Siamo la patria degli alpini, fanno parte della nostra cultura, della nostra storia, della nostra società storica e presente. Queste le parole favero del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. È una giornata importante per tutta Italia, sarà una giornata importante per tutta Italia, ma in particolare per il Veneto, questo lo possiamo dire. Tra l'altro c'è grande attesa per la Dunata Triveneta. Certamente il Veneto ha il cuore alpino, lo ha fino in fondo. Le tante sezioni presenti in Veneto, i tanti associati all'Associazione Nazionale Alpini del Veneto, credo che l'hanno sempre fatto. Io voglio ricordare che noi come associazione il 26 di gennaio l'abbiamo praticamente sempre ricordato fin dalla ricostituzione dell'associazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché è stato quel momento drammatico ma nello stesso tempo eroico, di determinazione, della volontà, come dicevano i nostri vecchi, di tornare a baita, e tanti erano veneti. Credo che questo non faccia altro che rinsaldare il rapporto stretto che c'è
tra gli alpini e la gente, soprattutto in Veneto. Questo ha fatto bene il Presidente Zaia a ricordarlo, così come spesso ricorda che se gli alpini non ci fossero bisognerebbe inventarli, proprio perché abbiamo questo nostro DNA, questa nostra caratteristica tutta particolare, magari brontoloni qualche volta, però sempre pronti, sempre disponibili a dare una mano a chi ha bisogno. Brontoloni ma operativi. Ecco, questo è l'appuntamento, lo possiamo vedere, questa è la schermata di un nostro servizio di poche settimane fa, ripetiamolo, quindi dall'8 al 10 di luglio sull'altopiano dei 7 comuni, quindi uno dei teatri più non solo credibili, simbolici, iconici, ma insomma più profondi, mi verrebbe da dire, dell'alpinità. Ci sarà appunto questa adunata che poi va a recuperare quella del 2020, perché ci sono stati 2 anni quasi di blackout, anche se degli eventi importanti ci sono stati, come i 100 anni di celebrazione dell'Ana di Treviso. Sì, eventi importanti ce ne sono stati, però quelli fondamentali, che sono l'adunata nazionale e i 4 raduni dei 4 raggruppamenti, per questi 2 anni purtroppo sono stati sospesi. Ecco perché anche quello che faremo ad Asiago e sull'Ortigara certamente datato 2022, ma noi lo consideriamo ancora il raduno del 2020, perché voglio ricordarlo, nel 2020 proprio sull'Ortigara c'è stato il primo raduno nazionale degli alpini, era su quella montagna che ha rappresentato per gli alpini quasi l'epopea da un lato, ma anche la drammaticità dall'altro. C'è la colonna mozza in cui è scritto "per non dimenticare", che è il nostro testamento, che è il testamento degli alpini caduti lassù, di quello che veramente è stato quasi il calvario, quasi un momento di grandissimo sacrificio da parte degli alpini allora che combattevano sull'Ortigara. Assolutamente. E dicevamo prima, Presidente, alpini che sono sempre stati presenti nell'emergenza Covid, lo abbiamo raccontato tante volte, distribuendo i viveri, portando la spesa agli anziani bloccati in casa nel primo lockdown, operativi nei centri tamponi, prima nei centri vaccinali, poi come volontari di protezione civile dell'ANA e quant'altro. Oggi di nuovo impegnati in questa nuova emergenza dall'Ucraina. Anche qui state consegnando viveri, fornite supporto logistico, è una missione vera e propria anche questa. Certamente sì, noi facciamo quello che ovviamente è nelle nostre caratteristiche, nel nostro modo di essere e di comportarci. Ecco, noi non siamo ovviamente gestori di persone. Siamo quelli che vanno ad aiutare, quindi tutta la parte logistica, siamo coloro che forniscono quelli che sono i beni di prima necessità. Lo facciamo, voglio ricordarlo, in stretta sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, proprio perché vogliamo essere puntuali, presenti, ma farlo nel modo organizzato, che credo sia la formula migliore. Lo siamo impegnati, tant'è vero che abbiamo anche sospeso tutte le fasi di protezione civile e di esercitazione in questo momento, perché giustamente se c'è l'emergenza, se veniamo chiamati, dobbiamo rispondere direttamente all'emergenza. Quindi dispiace per esempio del Veneto di aver rimandato l'esercitazione del Triveneto, che era prevista a Feltre tra qualche giorno, certo, perché ovviamente dobbiamo essere pronti e presenti, perché se il Dipartimento ci chiede, se le regioni dove siamo convenzionati, la regione Veneto è una di queste convenzionate, ci chiede come ci stanno chiedendo, noi dobbiamo rispondere presenti ed avere tutti i mezzi e gli uomini disponibili in quel momento. Ecco, Presidente, quindi l'esercitazione prevista a Feltre fra qualche settimana salta causa emergenza ucraina, perché ci sono delle priorità ovviamente. La faremo in momenti più disponibili, abbiamo pensato a settembre-ottobre, vediamo se in quel momento, speriamo, ecco, questa
guerra finisca e si possa guardare con più fiducia al futuro. Grazie Presidente, grazie davvero, è mezzogiorno in punto e noi siamo in grado di collegarci con Noale, il Presidente Zaia, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. È iniziata la conferenza stampa. Perché? No, non serve. No, chiudi però, grazie, fa freddo. Grazie. Siamo pronti? Giuliano, siamo pronti qua? Ci siete tutti? Aspettiamo ancora un minuto perché... Sì, perfetto. Grazie. Se potete dare un avviso fuori che stiamo per iniziare, se qualcuno lo dice, poi si chiudono le porte e iniziamo. Perfetto, c'è posto qua davanti, eh? Ah, te va via? Ci vediamo. Ciao. Ciao. Scusa, a che ora è il ministro? Bisogna che arrivo anche a me a qualche ora. Grazie. Ciao. Posto? Bene, grazie, buongiorno a tutti, ben trovati, grazie anche per la disponibilità che come al solito dimostrate nell'assisterci, nella comunicazione. Oggi abbiamo ovviamente qui presente l'ingegner Fabrizio Curcio che per noi non è solo il capo della Protezione Civile ma un amico del Veneto con il quale purtroppo abbiamo incrociato spesso le nostre vite. Dico purtroppo perché quando abbiamo incrociato i nostri destini, abbiamo incrociati in virtù di emergenze, quindi l'ingegner Curcio è la seconda volta che fa il capo della Protezione Civile Nazionale, ha avuto anche un'esperienza lavorativa nei Vigili del Fuoco proprio qui in provincia di Veneto. Dove, a Maerne? Dov'eri? No, è a Mestre, sì, a Mestre. A Mestre, però voglio dire che c'è sempre stata un'ottima collaborazione. Io vi parlo anche in qualità di commissario delegato per la crisi dell'Ucraina, ovviamente dopo l'ingegner Curcio vi darà uno spaccato di quello che è questa vicenda rispetto al Veneto a livello nazionale e anche il senso di questo incontro, che ha avuto ovviamente una mia convocazione in virtù del fatto della disponibilità dell'ingegner Curcio per incontrare un po' tutti gli stakeholders, definiamoli così, della partita dell'Ucraina, a partire dai prefetti a tutti i soggetti attuatori, le associazioni di volontariato, insomma, Lanci, Lupi, insomma c'erano tutti questa mattina. Abbiamo fatto un punto della situazione, analizzato criticità, parlato di numeri e poi si è svolta una visita assieme all'ingegner Curcio, la visita della conoscenza, ma lui lo conosce già, del modello Veneto. Questo è uno dei nostri centri di accoglienza, accoglie circa 45 persone, dopo ve ne parlerò di questa visita, ed è uno dei famosi ospedali dismessi che abbiamo mantenuto in vita proprio questo era un ospedale Covid per capirci, e quindi abbiamo avuto modo di vedere i reparti, le sale giochi, incontrare i cittadini ucraini, gli ospiti ucraini, insomma è stato anche, come si può dire, toccante da un punto di vista umano. Dopo volevo dire due parole su questo. Crisi ucraina, è un mese e mezzo dall'inizio. In Veneto, aggiornato ad oggi, abbiamo arrivi registrati per 11.459 persone. Abbiamo fatto tamponi per 21.000 tamponi, 21.207 tamponi. L'indice di positività è 3,5%. E gli arrivi vi confermo che su quasi 90% sono donne e ragazzi sotto i 14 anni. Donne e ragazzi sotto i 14 anni. Noi questa mattina abbiamo fatto un giro, è stato anche, come si dice, toccante da un punto di vista umano, cioè vi do solo lo spaccato di tragedie umane. Una ragazza che avrà avuto 25 anni incinta, con il fratello ovviamente minorenne, scappati, e lì hanno lasciato la madre e il padre che ha avuto un ictus prima di partire, per cui sono scappati loro due. Ovviamente è rimasto il marito, il fidanzato della ragazza, è rimasto lì a combattere,
e mi sembra di capire che l'unico elemento di collegamento è il telefonino, perché li vedo molto, come si può dire, collegati con i loro cari. Un'altra coppia, bambino piccolo, giovani, quanto avranno avuto? Una trentina, no, dell'86, lui dell'86, malato oncologico, bambino piccolo, scappati, e riprende qui le cure oncologiche. Abbiamo dovuto ripartire da zero perché le cartelle cliniche erano in cirillico e quindi domani o dopodomani si riprende con le cure. Ultimo caso, ma ne potremmo citare molti, perché abbiamo visto stamattina, una coppia di fratelli sono arrivati qui, pensate, lui ha detto: io molti anni fa ho lavorato a Mestre e qualcuno ho conosciuto. Non hanno più un parente in Ucraina. I due fratelli, un fratello ha 56 anni, ci ha detto 57, e l'altro è in carrozzina, ha bisogno di assistenza totale. E diceva: sono riuscito a passare la frontiera nonostante i 56 anni perché sono l'unica persona che ha come parente, quindi non abbiamo più nessuno. E poi un'altra coppia, lei partorirà a ore, mi sembra di aver capito, due ragazzi giovanissimi, anche loro sono riusciti a scappare. Guardate, ogni storia è la storia di una tragedia familiare, di un incubo, di quello che noi non avremmo mai voluto affrontare dopo 26 mesi, 25 mesi di Covid, che si chiama guerra, che condanniamo senza se e senza ma. Non c'è altro da dire. Io spero veramente che i grandi del mondo cerchino in qualsiasi maniera di arrivare alla pace, perché pensate che ogni istante che passa in questa condizione ci dà notizie di persone che muoiono. Stamattina le agenzie hanno battuto la notizia che anche quel bimbo che era disperso sul fiume, erano morti tutti in quella barca durante la fuga, è stato trovato morto a 4 anni. E così le torture, e così tutto quello che sta accadendo. E pensate che dopo la guerra c'è un'altra guerra, che è quella della vendetta, che è quella di dover vendicare chi ha perso la vita. Quindi ogni istante è un germe che nasce nuovo rispetto a quello che saranno poi le generazioni future. Quindi è devastante il passaggio del tempo. Cioè, la diplomazia si appropri del dialogo, facciano qualcosa, cioè, si chiuda velocemente questa pagina. E vi dico solo, prima di passare la parola all'ingegner Curcio, che sul fronte delle vaccinazioni vi ho detto c'è un'incidenza bassa, sono 3,5% anzi 3,7 se non ricordo male, no 3,5 l'incidenza di positività. Anche sulle vaccinazioni è l'altro tema che le vaccinazioni ne facciamo pochissime, abbiamo fatto 3.600 vaccinazioni perché tutti ci dicono che si fermeranno pochi giorni. Non c'è un progetto di vita in Veneto, nessuno ha dimenticato case, tanto è vero che anche rispetto ai bagagli tutti sono arrivati con poco abbigliamento, poca roba, ma non per la semplice fuga, proprio perché il programma è quello di tornare a casa. Allora, i profughi attualmente ospitati negli hub regionali, voi sapete che abbiamo Isola della Scala, Asiago, Monselice, Noale, qui sono 45 per capirci, Valdobbiadene, sono 218. Gli alloggi offerti da 5.306 veneti, sono 12.406 posti letto. Abbiamo raccolto 687.000 euro anche rispetto alle donazioni. Io ringrazio i veneti, ringrazio tutti i volontari che stanno lavorando, anche quelli di questo centro, che ci danno una mano, lo fanno col cuore, lo si capisce. Dovreste vedere questo centro per capire con che ordine viene gestito. C'è la stanza dell'abbigliamento, c'è delle donazioni, c'è la stanza dei passeggini, dei giocattoli. Ogni piano ha la stanza dei giochi per i bimbi. Insomma, sicuramente stiamo rispondendo con tantissima civiltà e umanità. Non sono ricoveri di fortuna e sono rispettosi della dignità umana. Cioè, c'è la pulizia, c'è il pranzo in mensa, insomma, direi che
nella disgrazia comunque hanno avuto la fortuna di conoscere la solidarietà. Ecco, un dato che vi voglio dare: i bambini minori non accompagnati in Veneto sono 234, sono fra virgolette orfani, cioè non hanno genitori, non hanno nessuno. Purtroppo arrivano con dei numeri di telefono segnati sulla mano, sulle braccia, ed è l'immagine plastica di questa tragedia. I bimbi che sulla loro pelle si ritrovano scritti i riferimenti anagrafici, i nomi di genitori o dei numeri di telefono, cioè pur di salvarli vengono caricati nei pullman piuttosto che nei convogli, nei treni, cercando quantomeno che loro si possano salvare. Quindi immaginate sta tragedia per i genitori che non sanno dove è finito il loro figlio. Noi ne abbiamo 234 in questo momento in Veneto. Cioè, Hemingway diceva, ve l'ho già detto un giorno, che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. E io ci aggiungerei anche le donne e i bambini, oltre agli uomini. Nel senso che qui siamo davanti veramente a una carneficina. Senza senso, a me sono concesso che abbia senso una carneficina. Senza spiegazione, senza nessuna logica, priva di umanità. E quindi veramente, ma non perché noi siamo preoccupati degli arrivi, considerate, lo dicevo prima, l'ingegnere Curso, sono ormai più di 4 milioni, quanto hai detto? 4 milioni e 200.000 i profughi usciti, noi ne abbiamo 85.000 se non sbaglio adesso, no? Non siamo preoccupati dei 40-50.000 che possono arrivare anche in Veneto se ne arrivassero 1 milione in Italia, siamo preoccupati del fatto che non si può sradicare una civiltà utilizzando le bombe. Cioè si sta creando una diaspora europea, se non mondiale, rispetto all'Ucraina. E considerate che l'Italia è forse la nazione che ha la comunità più vivace, più viva e più numerosa di ucraini, per cui noi siamo veramente una comunità di riferimento. Io passo la parola all'ingegner Curso, veramente lo ringrazio anche perché con noi è sempre disponibile, ma sempre disponibile vuol dire che cioè lui veramente ha il sistema qualità anche nel rispondere al telefono, non arriva al terzo squillo, e questo vuol dire tanto per noi, lo dico noi, non dico come commissario delegato, come veneti, perché noi abbiamo la necessità e l'urgenza di avere sempre un riferimento e lui ce l'ha sempre garantito. Con lui abbiamo affrontato anche altre tragedie in Veneto e direi che questa è la peggiore, io la definisco la peggiore anche rispetto al coronavirus, guardate che questa è veramente una tragedia. Il Covid ci ha letteralmente segnato 14.200 morti, anche oggi abbiamo 6.800, più di 6.800 contagiati, stanno calando le terapie intensive, siamo a 49 oggi, vi do il dato, 49 pazienti, quindi stiamo calando, siamo sugli 850 in area non critica, non c'è da abbassare la guardia, però il Covid comunque sapevamo che non c'era una spiegazione, il nemico era invisibile, ma non potevamo arrabbiarci con nessuno se non con i cinesi, che quantomeno ci hanno dato poche informazioni, quantomeno. Nel peggio potrebbero essere anche la causa, diciamo, se è vero che il virus è un virus scappato fra virgolette dal laboratorio, qualcuno ce lo spiegherà prima o poi, ma qui davanti a una tragedia che ce la siamo andati a cercare, o meglio non ce la siamo andati a cercare, che qualcuno l'ha voluta creare, cioè è una roba tragica. Guardate, la visita a questi profughi dà uno spaccato di cosa sia questa tragedia. Prego, ingegnere. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Prima di fare qualche considerazione io vorrei veramente ringraziare il Presidente Zaia perché anche per le parole che ha usato, diciamo, nei nostri confronti, nei confronti del sistema, ma la realtà è che condividiamo l'approccio alla metodologia del lavoro, quindi noi troviamo nella Regione Veneto sempre degli interlocutori affidabili, presenti, costanti. Anche oggi la riunione che abbiamo fatto è stata una riunione con tutti i soggetti che hanno responsabilità sul territorio e quindi lo dico veramente al di fuori di ogni come dire, meccanismo di altra natura. Noi abbiamo nel sistema di protezione civile, che è un sistema, come sapete, che ha un coordinamento nazionale ma che ha la forza sul territorio, abbiamo in Veneto, Presidente, sempre un punto di riferimento costante e continuo, quindi sono io che ringrazio il Presidente della Regione che rappresenta poi tutte le strutture che stanno
operando su questa emergenza come su altre. Prima di fare qualche considerazione, io volevo però unirmi ai ragionamenti che ha fatto il Presidente Zaia, perché vedete, anche da un punto di vista lavorativo, di organizzazione, il sistema di protezione civile è tarato anche per operare nei disastri, come dire, naturali, anche quelli industriali, quelli umani, però insomma è per la prima volta che tutti noi ci confrontiamo con un approccio che è completamente diverso e quindi le sue parole sono percepite da tutti gli operatori, dal primo volontario alle istituzioni, che questo non è un meccanismo di supporto alle persone che sono in difficoltà per un'emergenza naturale, ma è un qualche cosa di diverso e l'approccio fa la differenza. Guardate, vi faccio riferimento per esempio al famoso piano radiologico sul quale si è discusso. Noi abbiamo un piano radiologico che tiene conto degli aspetti degli incidenti industriali, non un piano radiologico che si dovesse attivare per altri motivi. Questo è un esempio tipico di come proprio l'approccio che noi abbiamo impostato per anni nel nostro Paese si trovi oggi a dover fare i conti con un qualche cosa non solo di immotivato, come diceva il Presidente, ma anche come posso dire, culturalmente difficile da accettare. Ecco, la sofferenza negli altri già è difficile da accettare nelle emergenze ordinarie. Vi assicuro che anche per noi, che insomma facciamo questo per mestiere, ma io lo vedo in tutti gli operatori che fanno questo per mestiere, c'è una difficoltà nell'accettare questo tipo di meccanismo. Quindi io vorrei veramente associarmi alle parole del Presidente perché sono sostanza. Per quello che riguarda la situazione, il quadro, noi continuiamo, e su questo vorrei essere anche abbastanza chiaro, a mantenere una linea di aiuto verso quei paesi. Non è che stiamo parlando solo di accoglienza e la mia presenza qui è stata anche un motivo di ringraziamento alla Regione Veneto, che per esempio ha messo a disposizione la famosa tenda struttura per UNHCR a disposizione di queste persone che fuggono in Ucraina. Il Veneto è stata una delle regioni che ha lavorato di più nel sistema nazionale di protezione civile per portare aiuto nelle cose che abbiamo fatto. Quello vi voglio dire che stiamo continuando a farlo. Lo stiamo facendo anche grazie alle nostre organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile e in collegamento con i sistemi territoriali. Quindi quella linea è un po' meno sotto l'attenzione perché ovviamente parliamo dell'accoglienza e dell'assistenza sul territorio, ma sappiate e sappiamo che noi stiamo continuando ad essere presenti lì perché riteniamo che il lavoro lì sia molto importante. Tra le altre cose, di questi 4,2 milioni che sono stimati dalle organizzazioni internazionali, considerate che il 60% è in Polonia, gli altri sono distribuiti sugli altri paesi, c'è ancora questa forma, come dire, di attesa. Come diceva il Presidente Zaia, queste persone vogliono tornare lì e quindi la gran parte di queste persone ancora stanno attendendo per capire qual è l'evoluzione di ciò che accadrà in quei territori. Quindi questo per raccontare e ricordare che il sistema è un sistema molto fluido e che questa accoglienza che noi abbiamo messo in piedi insieme ai commissari tiene conto di questa fluidità e tiene conto di questo spontaneismo. Queste persone si muovono in maniera autonoma, in questo momento gli arrivi sembrano un po' calare, ma ovviamente noi dobbiamo essere pronti ed attrezzati per accogliere le persone nel caso in cui questo flusso inverta la sua tendenza dal punto di vista numerico. Di queste 85.000 persone che sono, come dire, transitate in Italia, circa il 10% usa il nostro paese per riversarsi in altri paesi europei, il restante ovviamente si colloca nelle aree regionali e direi pure cittadine dove ci sono comunità preesistenti forti. Voi sapete che questa è il nostro paese è un paese che ha un'altissima percentuale rispetto agli altri paesi di cittadini ucraini che scelgono il nostro paese per vivere e quindi ci sono grandi concentrazioni perché la rete amicale è quella che si è attivata fondamentalmente. Il 90% di queste persone è ancora ospitata attraverso una rete, come dire, autonoma. La strategia generale messa in piedi per la gestione si basa sostanzialmente su 3 punti. Il primo punto è quello dell'aumento della ospitalità ordinaria, quella che fanno normalmente le prefetture, perché ricordiamoci che pur, come dire, essendo una situazione molto particolare con questa protezione temporanea
sono persone che non fanno tecnicamente parte del sistema europeo, quindi il sistema gestisce in prospettiva anche soprattutto quello del Ministero dell'Interno e delle prefetture, quindi il primo asset è quello di potenziare quel sistema, cosa che è stata fatta col decreto legge a fine febbraio, e poi con il decreto legge del 21 marzo sono state introdotte queste due altre filiere. Una è la cosiddetta assistenza diffusa e l'altro è il contributo di sostegno che viene dato a questi profughi come forma di assistenza economica proprio nella rete parentale ed amicale. Questo è venuto anche incontro a quelle che sono state le esigenze proprio manifestate dal territorio di mantenere questa rete attiva, perché ovviamente se il 90% di queste persone è assistita tramite questa rete noi dobbiamo sostenerla, perché nel momento in cui si dovesse riversare in altre forme diventerebbe molto complicato procedere ad assisterli. Ora, insieme a questi tre punti c'è un punto essenziale, lo ha citato anche il Presidente Zaia, sul quale noi facciamo un focus fondamentale, che è i minori stranieri non accompagnati. Per questo motivo abbiamo designato un commissario ad hoc sui minori stranieri non accompagnati, il prefetto Ferrandino, che sta omogeneizzando già con un piano che è emanato quelle che sono le procedure, perché vedete, al netto dell'aspetto etico, che per noi è fondamentale, ci sono poi degli aspetti importanti da tener conto, cioè le forme di assistenza per i minori stranieri non accompagnati devono essere particolarmente seguite, proprio nell'interesse di questi bambini che fondamentalmente vengono via da una situazione di guerra, ma anche in situazioni diverse dal punto di vista giuridico per quello che ci riguarda. La presenza degli orfanotrofi in Ucraina non trova un corrispettivo giuridico in Italia, quindi per essere sicuri che queste persone vengano accolte nella maniera migliore e secondo le procedure che nel nostro Paese sono fortunatamente, lasciatemelo dire, molto rigide e che tengono conto di una serie di soggetti, in primis i tribunali per i minori, poi i comuni che sono i primi destinatari, i tribunali, le forze di polizia, le parti sociali che ne curano l'accoglienza, e quindi stiamo cercando di mettere in rete le informazioni che abbiamo ufficiali anche con quella forma di spontaneismo che anche in questo settore è andato avanti, e noi questo lo dobbiamo ricondurre assolutamente ad una procedura chiara e netta. La visita ha il senso, che sottolineava il Presidente Zaia, cioè noi abbiamo immaginato questi percorsi, che sono percorsi nuovi, anche inserendo una serie di meccanismi fino adesso non applicati, no? Questa questione del terzo settore, chiamiamola allargato, il rapporto col sistema di protezione civile, l'apertura alla parte delle famiglie. Ecco, credo che noi abbiamo un dovere ancora più ampio, Presidente, di quello che abbiamo già fatto in passato, che è quello di monitorare e capire se le misure che abbiamo immaginato stanno andando nella direzione giusta. E quindi il confronto con il territorio, che per noi è essenziale, è proprio cercare di capire come queste misure in questo momento si devono attivare, perché alcune sono in fase di attivazione, per esempio la famosa parte del contributo. Dobbiamo attendere che colui che è destinatario del contributo si vada a presentare in questura per poter accedere alla residenza per protezione temporanea. Con quel dato noi lo processiamo e gli daremo ovviamente la parte economica, che voi sapete essere limitata per non più di 90 giorni. Ecco, questi processi noi li stiamo mettendo in piedi, perché potete immaginare anche la delicatezza delle procedure, il riconoscimento, le persone vengono con documenti ovviamente scritti in un'altra lingua, deve esserci fatto un passaggio tramite la questura deve rilasciare una ricevuta, insomma ci sono dei meccanismi, chiamiamoli anche amministrativi, non voglio usare il termine burocratici, ma che sono poi a tutela sia dell'assistito che dell'intero sistema, perché noi andiamo a distribuire fondi e dobbiamo essere sicuri che questi fondi vadano a essere forniti alle persone che ne hanno diritto, se no faremo veramente confusione. Quindi l'ascolto del territorio è un elemento essenziale in questo percorso, e io non solo ringrazio la Regione Veneto e il Presidente per aver organizzato questo momento di riflessione, ma perché già nella riunione di stamattina sono emerse alcune considerazioni, devo dire positive, no? Di disponibilità, di raffronto, di percorsi che dobbiamo sicuramente migliorare, sul quale dobbiamo lavorare. Basti pensare a tutto il tema legato
alla parte dell'istruzione, no? A questi bambini che poi dovranno essere comunque inseriti in un percorso di istruzione, quindi noi dobbiamo avere un quadro esatto di dove sono, della fascia di età, dei percorsi che hanno avuto per arrivare in quel posto, per poi fornire gli elementi a chi dovrà iniziare un ragionamento di inserimento scolastico che oggi è avvenuto, ma è avvenuto in una forma, come dire, più spontanea e di, come dire, di solidarietà che non in maniera strutturata, e poi capire anche quelle che sono le loro reali esigenze. Su questo il confronto intanto con le associazioni che si occupano di queste azioni, cito per esempio NHCR, col quale abbiamo un lavoro molto importante, sono agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di questi aspetti, e quindi un confronto di chi lavora ordinariamente con chi scappa da una guerra, che non è scappare da un altro tipo di emergenza, e l'ascolto anche delle comunità. Su questo stiamo costruendo anche un percorso solido con i rappresentanti delle comunità per essere sicuri che i servizi che noi offriamo vadano diciamo incontro a quelle che sono le esigenze delle persone. Il tema del lavoro è un altro tema importante, molto importante. Devo dire che in una delle prime riunioni proprio il Presidente Zaia sottolineò questo aspetto, tant'è che nella prima ordinanza di protezione civile c'è già la possibilità per queste persone con una deroga a poter essere inserite nel mondo lavorativo, perché sono anche persone di assoluta disponibilità e che hanno, come dire, voglia di mettersi in discussione e anche di essere autonome laddove riescono a farlo. Quindi sul mondo del lavoro vale lo stesso discorso della parte dell'istruzione, c'è bisogno di un consolidamento delle informazioni per poter poi consentire a queste persone e anche agli imprenditori, che so essere particolarmente attenti su questo tema, ad incrociare, chiamiamola così, domanda e offerta. E quindi dobbiamo lavorare, come dire, a step successivi. Chiudo dicendo e ribadendo un concetto: queste sono misure nuove, in buona parte nuove. La filosofia è la stessa, la filosofia, stamattina lo diceva un prefetto, non la sussidiarietà verticale, è il sistema di protezione civile, è un supportare chi fa le cose ordinariamente cercando di organizzare e contemplandolo con l'urgenza. Dopodiché è una cosa nuova sotto tutti gli aspetti. Io farei fatica anche a chiamarla immigrazione questa, perché, ripeto, queste non sono persone che vengono qui pensando di voler rimanere, quindi, come ho avuto già modo di dire, spesso sommano alla fragilità della condizione la precarietà psicologica della condizione. È giusto il mettersi nei panni, perché noi poi quando vediamo queste persone dobbiamo entrare nel fatto che sono persone, sono qui sperando e pensando di andare via. Guardate, è difficile fare un progetto di vita anche a breve termine con l'idea che stai in un posto ma non sai in questo posto quanto potrai stare o dovrai stare. Quindi noi dobbiamo concentrare questi sforzi insieme. Io vedo che c'è una grandissima disponibilità da parte di tutti nel fare questi ragionamenti. Quello che possiamo dire da parte nostra è che noi siamo convinti che dovremo anche probabilmente reindirizzare alcune di queste misure, probabilmente le dovremo anche mirare meglio, ma dovremo anche attendere di capire, diciamo, una volta che partiranno. Noi speriamo entro questo fine settimana di fare il famoso avviso per la parte dell'assistenza diffusa, perché è un tema importante. Ecco, dopo ci sarà bisogno di un monitoraggio costante e continuo, ma io sono sicuro, e ringrazio davvero e chiudo, che insomma con la Regione Veneto noi abbiamo un rapporto talmente diretto, talmente costante, che insomma qualunque segnale che ci aiuti a migliorare noi saremo in grado comunque di confrontarci. Quindi sono qui, vi ringrazio. Grazie. Domande, ragazzi? Se per cortesia vi presentate così l'ingegnere vi conosce. Grazie. Sì, buongiorno, Filippo Tosato dei quotidiani Gedi. Buongiorno ingegnere, ben trovato. Una domanda che riguarda questi bambini, questi ragazzini, insomma i minori non accompagnati. È pensabile un percorso di affidamento anche temporaneo di questi ragazzini a famiglie che magari numerose si candidano ad accoglierli, oppure in questa fase privilegerete un'accoglienza di tipo istituzionale? Grazie. Vuoi rispondere di volta in volta? Va bene, allora guardi, su questo il tema è veramente, veramente molto delicato. Come sapete, la questione dell'affido è una
come dire, non voglio parlare competenza, io parlo di responsabilità, soprattutto dei tribunali, che devono poi andare a verificare a chi vengono consegnati questi bambini. Quindi io so che c'è grande generosità su tantissime questioni, sulla parte dei bambini in maniera particolare, perché tutti noi siamo propensi su questo, però io credo che su questo veramente noi dobbiamo rispettare quelle che sono le regole che sono di massima tutela. So che molti tribunali affidano questi bambini alle persone con le quali comunque arrivano, perché questi bambini non dobbiamo immaginarli che arrivino come i migranti, diciamo, ordinari, che tu in qualche modo li trovi insieme ad una sorta di adulti non ben collegati, non si capisce come. Questi bambini arrivano accompagnati da alcune persone e il più delle volte queste persone hanno comunque un titolo, possono essere un parente, possono essere l'affidatario presso le strutture, quindi di volta in volta, e io qua sottolineo di volta in volta perché questa cosa è importante che venga fatta sul singolo, quelle che sono le responsabilità dei tribunali che hanno di verificare l'affido lo fanno e seguono le procedure ordinarie. Quindi bene le famiglie che si mettono a disposizione, ma secondo me consentitelo ancora meglio è che questi affidamenti vengano fatti secondo le norme, perché la norma in questo caso li tutela. Grazie, prego. Angela Federiva Gazzettino, una domanda per lei, ingegner Curcio. So che è impegnato in 1 o 2 giorni a nord-est, oggi in Veneto, ieri era in Friuli Venezia Giulia. I 2 presidenti di regione, Zaia e Fedriga, avevano espresso preoccupazione nei giorni scorsi per i 2 flussi che rischiano di intersecarsi, cioè quello cosiddetto ucraino e invece quello della rotta balcanica. Vorrei chiederle qual è lo stato dell'arte secondo lei e se c'è effettivamente questa problematica, come viene affrontata. Grazie. Allora, la problematica c'è sicuramente, perché, come dire, le due cose non so che tipo di collegamento abbiano a monte, ma certamente l'uno non esclude l'altro, quindi io non sono un esperto, devo dire francamente, di rotta balcanica, non è quello che faccio ordinariamente. Quello che posso dirvi io è che l'idea della parte della gestione emergenziale e della straordinarietà della gestione ucraina non nasce solo dalla condizione particolare che l'Europa ha voluto dare, ma dobbiamo come dire, vederla dal mio punto di vista come un'opportunità di non separare, ma insomma avere degli strumenti in più rispetto a quelle che sono comunque rotte che esistono. Quindi lo strumento straordinario, oltre a definire status particolare per quella categoria, e l'ha fatto l'Europa e l'ha recepito l'Italia, destina anche risorse e quindi strumenti. Ovviamente le due cose probabilmente avranno un momento di sovrapposizione, ma lo strumento straordinario ci consentirà in qualche modo di governare questa parte qua. Altro? Prego. Valentina Polatti, 7 Gold. Volevo chiederle se è previsto un supporto psicologico, ma intendo coordinato, se c'è un piano che prevede anche questo, che immagino poi si scontri anche con la questione della lingua, perché parliamo di fragilità molto, insomma, molto fragili. Allora, diciamo già nei primissimi punti di accoglienza, e questo ne è un esempio, e voglio ringraziare ancora il Presidente per avermi dato l'opportunità di toccare con mano, è evidente che queste persone hanno sin dal primo momento bisogno, come dire, di un supporto linguistico e di un supporto, come dire, psicologico. E quindi è previsto in tutti i primi punti di accoglienza, anche perché anche quelli che magari hanno lavorato in Italia magari qualche anno fa, eccetera, insomma è difficile trovare uno che parli proprio bene la lingua, poi ovviamente c'è un tema psicologico importante comunque di scappare da una situazione di guerra. Quindi già nelle primissime accoglienze ci sono traduttori, mediatori culturali, psicologi, ci sono persone comunque che sono in grado di mitigare, vogliamo usare questo termine, un po' l'impatto comunque di trovarsi in una nazione comunque diversa in quelle condizioni. Poi nei processi di integrazione sono previste appunto nei famosi centri straordinari di accoglienza eccetera, il tema culturale, il tema dell'inserimento, il tema della mediazione è un tema che è presente come servizio offerto a chi ha bisogno di un'integrazione. Ovviamente qua il tema che abbiamo detto fino adesso, attenzione perché
anche qui il tema dell'integrazione. Noi siamo abituati a immaginare un'integrazione di tipo diverso, perché pensiamo che chi viene qui voglia essere integrato per poi ripartire da qui e farsi la sua seconda, terza, quarta vita, qui o in Europa o in un'altra. Queste persone dobbiamo anche capire qual è la loro volontà di integrazione, di che cosa hanno veramente bisogno per integrarsi. Perché per esempio le prime informazioni che noi abbiamo dai rappresentanti delle loro comunità in realtà sono come dire, richieste molto basilari, proprio perché si somma quella famosa precarietà, cioè io non vengo qui perché voglio vivere qui, vengo qui perché devo stare qui per un po', e quindi è chiaro che le mie esigenze non sono le esigenze di chi magari pensa di venire qui e crearsi una vita successiva. Quindi le dovremo anche questo monitorare, perché saranno molto dipendenti da ciò che succederà e da ciò che sarà la percezione di quello che succede in quei territori. Ripeto, per ora l'idea è di stare qui per un po'. Cioè, sapete, come quando uno sta fuori perché ha un problema a casa, io sto per un po' qua. Non è facile dal punto di vista psicologico, anche capire la richiesta che tu stessa fai non è semplicissimo da individuare. Altro? Prego. Spierandio per il Gazzettino di Venezia. Buongiorno al Presidente e all'Ingegnere. La domanda è per il Governatore. Mi permetto di cogliere questa occasione per una domanda anche in chiave locale. Noi ci troviamo all'interno di un ospedale che ha avuto un passato glorioso, poi è stato via via dismesso, chiuso e uscito dai radar. Come ricordavi Presidente, la struttura poi è tornata assolutamente essenziale in tempi di emergenza, prima il Covid, adesso purtroppo la guerra. La Regione l'ha recuperata con un investimento di 1 milione di euro. Per il futuro, auspicando che la normalità ovviamente ritorni al più presto possibile, è possibile immaginare un ritorno a una vocazione sanitaria, servizi sanitari per strutture come queste, data anche la posizione strategica baricentrica per alcune province del Veneto e anche le potenzialità della struttura stessa, le dotazioni specifiche. Grazie. Prego. Velocissimamente, considerate che noi gli ospedali dismessi non li abbiamo mai dismessi, sembra quasi un gioco di parole, nel senso che li abbiamo sempre cercato di tenerli in ordine nell'ottica di dire ma potrebbero servirci. Ci sono serviti nei 25 mesi di Covid, questo è stato un Covid hospital fra l'altro, e quindi abbiamo portato comunque pazienti e faceva parte di quella rete di ospedali che comunque ci hanno dato la garanzia di avere 750 posti letto. Adesso qui abbiamo un ospedale di comunità, dovrebbero essere una trentina, 30, 35, quanti sono? 25 persone in ospedale di comunità, abbiamo 45 persone in ospitalità tra gli ucraini e quindi tra i profughi. Considerate che questo ospedale sarà oggetto poi anche di PNRR e quindi di investimenti, e come tutti gli altri, visto considerato che noi dobbiamo continuare a pensare anche a una presenza sempre più radicata nel territorio, in un mondo sanitario che sta cambiando radicalmente, cioè i servizi li portiamo nell'ultimo miglio, però poi capite che la sanità del futuro è la sanità della deospedalizzazione, cioè star poco in ospedale, e dell'alta specializzazione. Questo insomma ce lo dicono i dati ufficiali a livello nazionale, siamo i primi per l'EA, ma ci dicono anche che aver scelto le breast unit e non aver più dedicato il cancro al seno alla chirurgia generalista oggi ci permette di dire che siamo la prima regione in Italia per bassa mortalità rispetto al cancro al seno. Noi abbiamo un tasso di sopravvivenza che supera il 95% dei cancri al seno. Altro? Prego. Giacomo Soggiorno di Vicenza, la domanda è per l'ingegnere Curcio. Intanto volevo chiederle, lei ha annunciato che entro questa fine settimana dovreste riuscire ad emettere l'avviso per l'assistenza diffusa. Qual è allora la roadmap, se è possibile averla, la priorità di queste misure che avete intenzione di prendere per riorganizzare il sistema in modo più preciso e puntuale? Quali sono le priorità? Seconda cosa, ha avuto modo di percepire direttamente dal territorio quali sono le esigenze da parte dei sindaci
e da parte dei prefetti. Sono esigenze particolari qui in Veneto rispetto ad altre regioni, proprio perché più vicine alla frontiera, e in che modo si possono aiutare di più Friuli e Veneto in termini di presenza, di organizzazione rispetto alle altre regioni. Grazie. Sì, grazie. Allora, roadmap rapida per la parte, come dire, misure di assistenza diffusa e autonomo sostegno. Noi appunto per il fine settimana faremo questo avviso che ci consegnerà nell'arco di, credo, 10 giorni, adesso vedremo i termini che stabiliremo nell'avviso, un quadro di questa assistenza diffusa in ambito nazionale. Quindi noi avremo questi famosi 15.000 posti o quello che verrà offerto che poi metteremo a disposizione dei territori, e quindi i territori sapranno che nel comune di Noale, nella provincia di Venezia, c'è questa possibilità di attivazione e verranno attivati. Questo lo dico in maniera molto grossolana, ma ovviamente dietro ci sta l'avviso, ci sarà un accordo, ci saranno, come dire, delle parti operative e amministrative. Sulla parte invece di autonomo sostegno stiamo definendo proprio le procedure pratiche con le questure. Noi nell'ultima ordinanza, una delle ultime ordinanze di protezione civile, abbiamo inserito la possibilità dello scambio dei dati, perché voi sapete che insomma su questo la tenuta dei dati, lo scambio dei dati è una cosa molto delicata e particolare. Abbiamo definito le procedure per cui nel momento in cui il cittadino o il proveniente da quei territori fa l'accesso per la richiesta di residenza, quel dato che sarà collegato ad un codice fiscale, perché è importante avere l'unica identificazione della persona, perché sarà dotata del codice fiscale, quel dato arriva al Dipartimento di Protezione Civile che verificherà se è assistito in altra maniera e se no procede a quella metodologia di pagamento. Queste sono le due roadmap. Per quello che riguarda il territorio, devo dire che ho trovato come sempre un territorio estremamente disponibile, già preparato. I prefetti stanno lavorando sui CAS, la regione ha trovato, come dire, un sistema di accoglienza che già da qui vi dà l'idea dell'organizzazione sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista dell'accoglienza in senso generale. Credo che noi dovremmo lavorare, stiamo lavorando per migliorare quelle che sono le conoscenze degli arrivi, cioè la difficoltà che hanno anche regioni come questa, come il Friuli, è quella di trovarsi, come dire, le persone in arrivo senza avere una preventiva informazione. Questa è la cosa più complicata, che con queste strutture è stato molto mitigato il rischio. Qua sono pronti, quando arrivano, come dire, li accolgono. Ma se potessimo avere un'informazione preventiva metteremmo, come dire, queste strutture in condizione migliore di operare. Noi stiamo rafforzando la nostra conoscenza ai confini, in particolare in Polonia abbiamo nostre associazioni di volontariato nazionale, però ripeto, lo status particolare di queste persone non ci consente di essere particolarmente invasivi nelle informazioni, soprattutto quelle che accogliamo all'estero, quindi stiamo immaginando una rete di miglior monitoraggio. Ieri sono stato in uno dei punti che ha organizzato il Friuli Venezia Giulia proprio al confine, quindi i pullman per esempio, o le macchine con targa ucraina o straniera, o quelle per cui gli operatori di polizia hanno un po', come dire, comprendono che possono essere di interesse, vengono fermate per fare, come dire, un primo monitoraggio. Non voglio usare una parola di controllo perché non è un controllo, è una sorta di monitoraggio insieme all'associazione di volontariato, li rifocillano, c'è anche una postazione di UNHCR, c'è una forma di prima accoglienza. Quell'informazione sarebbe importante, se sapessimo dove queste persone vogliono andare, riuscire a metterla in rete per le regioni. Ecco, questo lo stiamo costruendo, però immaginate che non è proprio semplicissimo. Cioè, non sapevamo che c'era la guerra. Sì, questo problema c'è. Altro ragazzi? Chiudiamo? Grazie, buon lavoro. Grazie. Presidente. Ecco, questa è la conferenza stampa, l'abbraccio fra Zaia e il numero 1 della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio. Fra poco ci ricollegheremo con Anna Maria Parisi che sta raggiungendo
i due protagonisti di questa mattinata accanto a Simone Merlo. Come avete sentito, sono stati dati dei numeri anche precisi sull'emergenza dei profughi ucraini a nord-est, in Veneto e in Italia più in generale. Del resto sono mobilitati i volontari, gli operatori e un po', diciamo, tutto il mondo del volontariato, delle pubbliche istituzioni. Allora, vi darei alcuni numeri, che così facciamo il punto. Uno in particolare: in Veneto ci sono 234 bambini, pensate, ucraini senza genitori, minori non accompagnati, con i soli recapiti telefonici segnati sulle braccia al momento del loro arrivo. È la prima volta che si dà un numero preciso, è la prima volta che c'è questo genere di tristissima contabilità. Bambini che, pur di salvarli, i genitori li caricano nei convogli e nei treni, così ha riferito il presidente Zaia. Lo avete sentito proprio all'inizio di questa conferenza stampa all'hub per la prima accoglienza di Noale. Oggi nel Veneto ci sono 11.459 profughi ospitati a fronte di oltre 21.000 tamponi effettuati, con un indice di positività al 3,5%. Come spiegato dal governatore, il 90% sono ragazzi, donne. Quindi perché questa discrepanza? Perché un conto sono i soggetti che arrivano, un altro quelli che restano sul territorio. Come sapete, all'inizio di questa emergenza, con ordinanza regionale, il governatore del Veneto ha di fatto imposto l'obbligatorietà del tampone per tutti i profughi in arrivo dall'Ucraina, quindi anche quelli che transitano per il Veneto. Da qui la predisposizione di punti mobili tamponi anche nelle stazioni di Venezia, Padova e Verona, nelle tre stazioni principali, quelle che poi collegano anche al resto del nord Italia, a tutto lo stivale, ma anche appunto verso gli altri paesi europei. Lo stesso Curcio ha detto tante delle persone che arrivano in Italia poi transitano in Italia e vanno poi verso la Francia, Oltralpe, la Spagna e quant'altro. Un'accoglienza che resta per il momento diffusa, tutto sommato, anche se l'hub di Noale in primis è utilizzato. In questo momento, nello specifico, all'ospedale di Noale ci sono in tutto 45 persone. Tra questi una ragazza 25enne incinta con il fratello minorenne, una 36enne malato oncologico che ha ripreso le cure qui in Veneto e un 56enne riuscito a fuggire dai territori di guerra perché unico familiare è rimasto del fratello invalido. Questa la fotografia scattata da Zaia con Fabrizio Curcio. Non so se riusciamo a ristabilire il collegamento con Noale, per il momento no, quindi direi, se la regia è d'accordo, di andare 2 minuti in pubblicità e poi abbiamo tanta cronaca fra poco. Di nuovo a Noale c'è Zaia che sta parlando proprio ora. Spiace perché poi magari incontri qualche campana convinto anche che queste siano delle verità. Potrei solo dire che nel PNRR alla campagna vanno 591 milioni di euro, al Veneto 362 mila. Potrei dire che noi abbiamo 59.000 dipendenti della sanità, privato compreso, e la campagna ne ha 65 mila. Potrei dire che la campagna ha avuto purtroppo commissariamenti, che sono commissariamenti che tutti noi conosciamo per anni. Potrei dire che il Veneto è primo per l'EA, potrei riportare un sacco di dati, però quello che non capisco perché questa polemica. Io invece la sfida la lancio, dico, visto considerato che tutti siamo bravi, si faccia l'autonomia anche in campagna. A me non risulta che ci siano state limitazioni nel distribuire le risorse, visto considerato che il Fondo Nazionale della Sanità viene suddiviso in base agli abitanti e all'età. E l'età per un semplice motivo, perché comunque i più anziani si ammalano di più dei ragazzi di 18 anni o di 15 anni, tutto qua. Però ripeto,
il PNRR, dato ufficiale, dà alla Campania 591 milioni di euro, il PNRR dà al Veneto 362 milioni di euro. I dipendenti del Veneto con la sanità privata sono 59.715, i dipendenti della Campania con la sanità privata sono 60.215. Perché sono di più? Perché noi abbiamo molto meno privato. Grazie. Buon lavoro, c'è Grazie ingegnere, sì, ecco. Vi aspetto, Arrivo subito. fuori, Fabrizio. Sì, arrivo subito, grazie. Ecco il capo della protezione Avete civile. incontrato il territorio, le istanze dei prefetti, dei sindaci, del volontariato, cosa è emerso anche per migliorare l'accoglienza? Sì, intanto l'obiettivo è proprio questo, vedere se le misure che stiamo immaginando anche dal punto di vista normativo poi trovano nel territorio la reale attuazione. Devo dire che per il momento la situazione sembra, non sono emerse criticità particolari. Tutti noi abbiamo la consapevolezza che l'assistenza viene fatta in una percentuale minima rispetto alla presenza e quindi è evidente che la rete amicale, familiare, che è quella che oggi è più investita dalla presenza di queste persone, dobbiamo sostenerla. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti anche nelle prossime ore, che sono appunto decisive per definire le procedure per consentire a chi è accolto di avere anche un sostentamento di tipo economico. Lei diceva che questa accoglienza / emergenza è difficile, non l'avete mai incontrata prima, è molto particolare, no? Sì, è molto particolare perché è come se fosse un rischio di cui non si conosce bene lo sviluppo, per cui queste persone, noi abbiamo avuto questa prima chiamiamola presenza importante, queste 85.000 persone, ora sembra che gli arrivi diminuiscano, però dipenderà da quello che succede su quei territori, quindi potrebbero riprendere. C'è un tema tra virgolette anche di, chiamiamola emersione, no? Di queste 85.000 persone noi appunto ne assistiamo direttamente una minima parte. Quanto la rete amicale continuerà a essere, come dire, a sostenere le altre che si sono autonomamente sistemate. Questi sono dubbi e domande che noi per primi ci facciamo, non abbiamo le risposte per tutte, per cui il confronto col territorio ci consente di avere quei segnali da poter poi riportare anche per decisioni che devono essere anche, come dire, organizzative da un punto di vista legislativo o se c'è da fare delle modifiche. La parola chiave è un po' monitorare gli arrivi prima, cioè dalla partenza. Sì, questo è un tema che stiamo affrontando, c'è un tema anche in ambito europeo, come sapete la questione non è che investe solo l'Italia, ma di questi 4.200.000 che sono stimate persone che sono andate via dall'Ucraina, il 60% è in Polonia. Anche queste riunioni che si fanno in ambito europeo stanno puntando a darsi, come dire, una roadmap di lavoro, perché cambierà anche in ambito europeo sapere se queste persone rimarranno fuori da quel territorio per 6 mesi o se domani, come dire, scoppia la pace e rientrano. Quindi siamo tutti in una sorta di coordinamento anche in ambito europeo. Secondo lei il modello Veneto sta comunque ad oggi funzionando bene? Sì, il modello Veneto, diciamo francamente, è una delle regioni che anche come sistema di sussidiarietà, no, di protezione civile, che aiuta e supporta le azioni ordinarie. Come sappiamo questa è un'attività che ordinariamente è gestita, come dire, dal Ministero dell'Interno, quindi con la propria rete, con la rota professionalità. Allora noi non abbiamo fatto altro che impostare il modello di protezione civile, cioè di supporto alle azioni ordinarie con strumenti straordinari, quindi su questo la rete anche stamattina, insomma, basta vedere la presenza, i prefetti, tutti i soggetti che se ne occupano, tutte le articolazioni territoriali, le sindaci, la parte regionale, insomma, sinceramente sì. Senta, c'è la questione delicatissima dei minori non accompagnati, in parte ammalati tra l'altro e in parte comunque appunto non accompagnati, quindi soli. Allora, questo è un tema che noi abbiamo trattato sin dall'inizio con grande, come dire, attenzione, perché il minore non accompagnato, tra le altre cose, è di per sé un fragile dei fragili. Per questo abbiamo indicato un commissario delegato con la specifica, come dire, funzione del coordinamento in ambito nazionale, quindi non c'è un commissario, chiamiamolo territoriale, ma il punto di riferimento a livello nazionale e si confronta con tutti i territori. C'è da allineare quelle che sono anche le impostazioni, come dire, giuridiche tra i due paesi, perché hanno impostazioni molto diverse. Il nostro è un paese che sui minori non accompagnati ha una normativa, io
dico per fortuna molto stringente, dove ci sono molti soggetti che operano, dove ci sono delle responsabilità precise che sono a tutela del minore. Ecco, noi non dobbiamo con lo strumento emergenziale andare a intervenire in procedure che sono a tutela del minore. Ecco, noi dobbiamo migliorare la nostra capacità magari di accoglienza, di risposta. Quello che è stato fatto con l'ordinanza, per esempio, si ampliano del 25% le possibilità di alcune strutture a livello regionale, ma non vorremmo entrare in quelle filiere che sono delle filiere di tutela del minore. Su questo lo strumento non sarà un abbassamento della guardia. Prossimi punti pratici per migliorare l'accoglienza, diceva dei bandi anche. Prossimi punti pratici, l'uscita dell'avviso spero nel fine settimana, stiamo lavorando per limare le ultime cose, attenderemo le risposte dell'avviso. L'avviso prevederà un accesso in una piattaforma, quindi nel momento in cui si chiude l'avviso il dato di di disponibilità verrà reso disponibile immediatamente al territorio. Questo per quello che riguarda l'accoglienza diffusa. Per quello che riguarda la parte invece di autosostegno stiamo terminando le procedure di collegamento anche informatico, perché c'è il processo che accedi a quella misura se hai fatto la richiesta di protezione temporanea. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Ecco, dunque, queste le parole del numero 1 della protezione civile Curcio, raccolte per noi da Anna Maria Parisi con Simone Merlo. Poco prima quelle molto nette del presidente Zaia, che ha risposto per le rime, verrebbe da dire, alla polemica innescata nelle scorse ore dal presidente della Regione Campania De Luca, che di fatto ha polemizzato con le regioni del nord, dicendo che Oniveneto in particolare incassa 60 euro in più di un campano. De Luca ha parlato di scippo, insomma avete sentito la risposta di Zaia, è stata molto pesante. Facciano anche loro quello che facciamo noi per avere l'autonomia. Vediamo se riusciamo sempre a ricollegarci poi con Anna Maria Parisi per tirare un po' le fila di questa importante giornata annuale, ma prima ho da darvi alcuni aggiornamenti di cronaca. Il primo arriva da Silea, quindi siamo in provincia di Treviso, siamo nella cintura urbana della città capoluogo, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Antonella Bortolato. Ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni, abbiamo sentito più volte il marito. Questa donna 66enne è sparita da casa mercoledì scorso, quindi di fatto non si avevano notizie di Antonella da una settimana. Ebbene, questa mattina gli addetti del comune di Silea durante un controllo hanno scoperto il suo cadavere e sul corpo non ci sono tracce di violenza, questo dobbiamo subito dirlo. Il corpo è stato trovato in strada della Serenissima, la via che passa sotto la Treviso Mare, per intenderci, che si imbocca tra il Burger King e il McDonald's, quindi anche in una zona, cito questi due esercizi commerciali perché appunto in una zona molto visibile. Resta da capire quando sia morta la donna, scomparsa di casa appunto da una settimana, però pare che il decesso sia molto più recente. Sul posto si sta recando la nostra Daniela Sizia, quindi in qualche modo nei prossimi minuti avremo sicuramente degli aggiornamenti. Vedo collegata la nostra Anna Maria Parisi con Simone Merlo. Vediamo se, ecco, vedo che è con il direttore generale dell'ULSS Serenissima, Edgardo Contato. Noale rientra nella giurisdizione per l'appunto dell'ULSS Serenissima. Penso che la collega sia
pronta, che può partire appunto l'intervista, perché poi entriamo nel vivo della questione, entriamo nel vivo di questa accoglienza che di fatto sta mobilitando tutti i territori, dicevamo gli operatori sanitari innanzitutto. Anna Maria, mi senti? La visita dell'ingegner Curcio, capo della Protezione Civile Nazionale, con il presidente Zaia per monitorare la situazione di questo hub qui a Noale. Sì, questa è stata una valutazione che la nostra regione, il nostro presidente e la Protezione Civile Nazionale ha voluto fare, e naturalmente mi sembra che il nostro sistema, come in altre situazioni, si sia dimostrato all'altezza del problema. L'integrazione tra sistemi, quindi protezione civile, sanitario, volontariato, anche in questa occasione e anche in questo luogo mi sembra stia funzionando bene, stia dando le risposte che servono ad un problema grave, difficile, complicato come quello dell'accoglienza di profughi che scappano da un luogo tremendo dove la guerra sta imperversando. Come sono riorganizzati gli spazi? Insomma, ci faccia un po' capire all'interno, ci sono delle sale giochi in ogni piano? Sì, noi abbiamo cercato di organizzare le cose in maniera da rendere accogliente anche il luogo. Abbiamo degli spazi per i bambini, per accogliere i bambini se giocano, ci sono le televisioni se vogliono guardare qualche spettacolo, e abbiamo un locale mensa dedicato, e lasciamo anche ai vari nuclei la possibilità nelle stanze di organizzarsi secondo le loro esigenze. Se ci sono nuclei da 3 o 4 persone, la disposizione di letti è a discrezione degli interessati, proprio per non aggiungere ulteriori problemi a quelli che stanno già vivendo. Senta, i veneti sono generosi, lo sappiamo, ma c'è qualcosa che si può fare in più? Qualcosa che serve, qualcosa che è indicato? Mi verrebbe da dire pregare perché la guerra termini in fretta, perché l'unico far arrivare alla mente, alla coscienza dei potenti affinché questa tremenda vicenda veda la fine. Quindi i veneti sono generosi, lo dimostrano donando, accogliendo, dividendo la casa anche con queste persone, non so se di più possono fare. È una permanenza veloce qui in questo hub, dopo vanno verso comunità che già conoscono, hanno bisogno di aiuto in questo senso? Sì, ci sono situazioni un pochettino più stanziali, ci sono persone che magari hanno problemi fisici o malattie che devono essere seguite, quindi questi rimangono fin tanto che i cicli oppure le condizioni si stabilizzano, altri che vengono accolti fino a che non trovano una soluzione più gradita anche alle loro esigenze. Che cosa a livello emotivo? Insomma, l'incontro con queste persone sono moltissime donne, bambini, ragazzini? Sì, sono prevalentemente donne e bambini, persone che hanno problemi fisici, problemi di salute, e naturalmente è uno spaccato di quello che è la disperazione di chi fugge da una guerra. Grazie. Prego. Dunque, questo è il direttore generale dell'ULSS Serenissima, Edgardo Contato. Ringrazio davvero Simone Merlo e Anna Maria Parisi per questo collegamento che ci ha consentito di fare il punto sull'emergenza del momento, e abbiamo anche capito e compreso come ci siano troppi verrebbe da dire, minori non accompagnati anche in Veneto, che pongono tanti problemi ovviamente di natura anche assistenziale. Sapete quanto delicata sia poi anche la normativa dell'affido e quant'altro. Vi abbiamo già riferito prima del macabro ritrovamento di questa mattina a Silea, Antonella Bortolato, quindi questa donna che era scomparsa di casa una settimana fa, è stata ritrovata e sul posto sta andando la nostra Daniela Sizzia. Sono stati giorni di ansia, di angoscia, e alla fine è stata ritrovata dagli addetti del comune. Prima di ritornare a Venezia, perché quella di oggi è una giornata
importante per Venezia è raccontarvi del taglio del nastro del primo approdo per la crocieristica. Chiedo alla regia se è possibile ritornare sul caso di quel corpo ritrovato nella zona di Occhiobello, quindi siamo sul Po, un vero e proprio giallo, i resti di una donna ritrovati in un borsone, in una sacca del Po a Occhiobello, il fiume spogliato dalla siccità. Tra le ipotesi circolate in queste ore quella che si tratti di Isabella 90, come sapete uno dei casi di cronaca nera più atroci dell'ultimo decennio in Veneto, ma il fratello Paolo è intervenuto questa mattina in diretta nel corso di Tutto Mattino sulla nostra emittente Tele Nord-Est, ospite di Barry Mason, e ha detto è altamente improbabile che si tratti di lei, ma sentiamo per l'appunto le parole di Paolo 90, il fratello di Isabella. Le speranze non sono mai abbandonate. Dalle indagini che hanno svolto le celle telefoniche di tutti i telefonini dei 3 assassini, nessuna ha avuto contatti con le celle telefoniche di quella zona, per cui è molto difficile e si aprirebbe un altro scenario di una quarta persona in questo caso, sarebbe abbastanza improbabile. Realista, ma continua a lottare. Non ha abbandonato quello che era il desiderio di tutta la sua famiglia, in particolare della mamma Ofelia, Paolo 90, il fratello di Isabella, l'impiegata di 90 padovana uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 dal terzetto diabolico, Freddy e Deborah Sorgato con Manuela Cacco. Il corpo di una donna che il Po restituisce tra le pietre dell'argine in secca a Occhiobello riaccende, anche se solo per un secondo, le speranze, le sue e forse quelle della famiglia di Samira Lattar, uccisa dal marito Mohamed Barbri a 43 anni e sparita dal casolare di Stanghella nell'ottobre del 2019. Speranze disilluse dagli investigatori. Troppo tempo è passato per entrambe le donne e niente porta a pensare che i loro resti mortali siano stati conservati così a lungo proprio dalle acque del grande fiume. Indagini che proseguono da lunedì pomeriggio, quando un dipendente dell'Agenzia Interregionale per il Po ha notato il borsone tra le pietre dell'argine. In queste ore i carabinieri di Rovigo sono tornati sul posto e l'esame delle ossa del bacino e la conformazione delle costole a far ritenere plausibile che quel corpo mutilato, piegato in posizione fetale e infilato in una sacca, sia quello di una donna. Senza testa e senza abiti, il borsone sportivo lo avrebbe protetto per mesi dall'aggressione dei pesci. In settimana sarà eseguita l'autopsia, ma servirà almeno un mese per l'esame del DNA e la comparazione con i casi di scomparsa tra Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Nel frattempo la cronaca riapre antiche ferite mai rimarginate, in chi aspetta che il fato restituisca un corpo da salutare, come accade a Paolo 90. Ogni volta ti apre il cuore sapere che c'è sempre una novità, c'è sempre la speranza di questo ritrovamento del corpo. Insomma, era la cosa che ci tenevamo di più. Voi ci credete ancora? Ci credete fino alla fine? Beh, ma prima o poi dovrà pur saltare fuori questo corpo. Io me lo auguro, insomma, ci credo. E indagini sono in corso da parte dei carabinieri dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 36 anni di nazionalità romena nelle acque del canale Bisato. Siamo nella zona di Este, nel Padovano. Nessun segno di violenza è stato evidenziato, ma gli accertamenti proseguono. La cronaca adesso ci porta nel Trevigiano per l'ennesimo pirata della strada che ha effettuato un sorpasso azzardato e provocato un incidente. L'automobilista poi è fuggito a piedi, ma è stato fermato dai carabinieri.
Stava percorrendo via Postumia, la strada che collega Vedelago a Postioma di Paese, quando ha tentato un sorpasso azzardato. L'automobilista, un giovane giostraio, ha urtato prima la macchina che veniva dal senso opposto, poi è finito contro un'altra auto ed un camion che la seguiva. Il pirata della strada è finito in mezzo ad un prato, è sceso dall'auto ed è fuggito. Immediatamente è stato dato l'allarme ai carabinieri che sono giunti sul posto. I militari hanno iniziato a cercare il giovane che è stato trovato poco lontano, nascosto sotto un ponticello con un taglio alla testa. Il bilancio dell'incidente è di 2 feriti, compreso l'automobilista che ha provocato il sinistro. Entrambi sono stati portati in ospedale. Nessuno dei 2 è in gravi condizioni. Le indagini dei carabinieri di Montebelluna per capire come mai il giovane giostraio sia scappato dopo l'incidente. Rimaniamo nel Trevigiano, paura ieri sera a Castelfranco Veneto, sono caduti dei calcinacci dalla soffitta di una casa popolare. Sono stati attimi di paura a Castelfranco Veneto. Ieri sera, poco dopo le 22, in un appartamento si sono staccati dei calcinacci e sono piombati a terra. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. È accaduto in via Alfredo Catalani, in una casa popolare. Una coppia di inquilini, ad un tratto, ha sentito un forte rumore provenire dal salotto. Alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dal soffitto finendo sul pavimento. I vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente dai proprietari. Giunti sul posto, hanno puntellato il solaio del salotto e di una camera da letto perché era a rischio. Entrambe le stanze sono state dichiarate inagibili. Immediatamente è stato avvisato il comune di Castelfranco. Ritorniamo a occuparci di tragedie sulla strada. Ieri sera vi abbiamo raccontato dell'ennesimo tragico incidente stradale, questa volta avvenuto a Favaro Veneto all'altezza di via Vallenari. È morto un noto dirigente della pallacanestro locale. Tragico incidente nel pomeriggio di ieri intorno alle 15:30 a Favaro Veneto all'altezza di via Vallenari. A perdere la vita Enrico Della Puppa, 57 anni, noto dirigente della squadra di pallacanestro Junior Basket Leoncino di Mestre. L'uomo stava procedendo lungo la via quando, poco distante dalla rotonda che porta al centro di Favaro, ha perso il controllo del furgoncino Volkswagen che stava guidando, forse per un malore, e ha invaso l'altra corsia allargandosi in curva mentre una Smart guidata da una 26enne proveniva dalla direzione opposta. Il frontale è stato inevitabile quando ormai l'uomo era già svenuto e incapace di governare l'automezzo. È morto così il 57enne, padre di 3 bambini, mentre la giovane alla guida della Smart al momento riporta ferite non gravi. Intervenuta sul luogo la polizia locale di Venezia, che ha eseguito i rilievi per poter ricostruire la dinamica dell'incidente, già possibile dalle numerose telecamere di sorveglianza presenti in zona. Il 118, che ha prestato le prime cure sul posto alla giovane donna al volante della Smart, non ha potuto rianimare Della Puppa perché ormai era troppo tardi. L'uomo era molto conosciuto per il suo ruolo di direttore sportivo e sono tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da parte dei tantissimi conoscenti che lo ricordano come un bravo papà e un grande lavoratore che allenava i piccoli del basket con umanità e competenza. Imprenditore, era titolare di un'azienda di processi di stampa e serigrafia, ma la pallacanestro era la sua più grande passione. Se ne va un atleta, un dirigente, un allenatore, un genitore e un marito. Ritorniamo nel Padovano, a Fratta di Fontaniva, dove una scia di chiodi è stata disseminata lungo il cavalcavia. Le indagini sono in corso, ma il pericolo è stato concreto. Eccoli i chiodi seminati lungo il cavalcavia in zona Fratta, nel territorio di Fontaniva. Al comune il pericolo è stato segnalato da un cittadino che li aveva notati percorrendo la strada. Come siano finiti questi chiodi sull'asfalto e perché è ancora un mistero che lascia aperto un ventaglio di ipotesi, dall'atto vandalico all'incidente. Non si tratta però di un fatto isolato, segnala il comune sulla sua pagina social. L'invito ai cittadini è quello di segnalare ogni comportamento sospetto alle forze dell'ordine e soprattutto di fare attenzione perché il rischio di eventuali forature delle ruote causa di incidenti è concreto. Allora adesso possiamo andare a Venezia e a Porto Marghera, perché tutto è pronto per l'inaugurazione di oggi pomeriggio alle 14:45. In qualche modo è stata
È stata preannunciata anche dal governatore Zaia a Noale. Alle 14.45 si inaugura il primo approdo per la crocieristica a Porto Marghera, ma ci racconta tutta la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo qui a Marghera, più precisamente in via Banchina dell'Azoto, dove tra pochissime ore ci sarà la cerimonia di inaugurazione della banchina Liguria, il primo approdo per le grandi navi a entrare in funzione qui a Porto Marghera. È una giornata importantissima questa, tanto che per segnarla arriverà proprio qui sul posto il Ministro per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Naturalmente non sarà il solo ad essere presente a questa importantissima cerimonia inaugurale, perché ci sarà anche il presidente Luca Zaia, il presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio e anche, se le sue condizioni di salute lo permetteranno, il sindaco Luigi Brugnaro. Questo lo scopriremo proprio quando ci troveremo qui sul posto, perché la cerimonia inizierà poco dopo le 14. È molto importante questa giornata perché va a segnare un momento altrettanto importante che riguarda le grandi navi, perché si sono finalmente conclusi i lavori di adeguamento che si stavano aspettando in realtà già da qualche mese e ora l'approdo è pronto proprio ad accogliere tutte le unità di stazza lorda superiore alle 25.000 tonnellate, come previsto proprio dalle nuove norme che riguardano le grandi navi che hanno il divieto di navigare nel canale della Giudecca. Negli ultimi mesi, ma soprattutto anche negli ultimi 2 anni, anche ovviamente a causa della pandemia, quindi non solo al decreto che riguarda le grandi navi, ci sono state anche molte proteste, soprattutto da parte dei lavoratori del settore della crocieristica, che si sono davvero trovati a casa con cassa integrazione che però non arrivava, moltissime famiglie preoccupatissime, lo sono tuttora, perché la stagione crocieristica non è ancora partita come avrebbe dovuto. L'anno scorso in qualche modo si è riusciti a fare qualcosa, l'abbiamo visto anche con la prima nave da crociera che è arrivata proprio a Marghera. Eravamo anche noi lì quel giorno con le nostre telecamere, ma fino a poco tempo fa i lavoratori del settore hanno continuato a lanciare l'allarme e a chiedere aiuti. In tal senso anche la Lega è intervenuta per chiedere conto, per chiedere soprattutto spiegazione dei ristori per le grandi navi che sono state tagliate fuori dalla laguna, e la Lega proprio in questo caso preme perché vengano sbloccate tutte le risorse per le compagnie che sono rimaste fuori dalla laguna, ma anche per i lavoratori di cui stiamo parlando. È il caso dunque di fare un assunto di quanto accaduto soprattutto negli ultimi mesi, a partire dalla scorsa estate, più precisamente dallo scorso luglio, quando il governo ha vietato il passaggio delle grandi navi che sarebbe iniziato dal 1° agosto 2021 in poi, proprio per andare a tutelare l'integrità della laguna. Un passaggio che si aspettava già da tempo, un passaggio per cui gli stessi comitati grandi navi hanno protestato e inscenato moltissime manifestazioni proprio in laguna perché venisse salvaguardata, e che poi è arrivato appunto la scorsa estate per proteggere la laguna, per proteggere la zona ambientale, paesaggistica, artistica e culturale di Venezia. Quel provvedimento, hanno ricordato i deputati del Carroccio, da Chetti Fogliani a Giorgia Andreuzza, Sergio Vallotto, stoppa dunque il passaggio in laguna delle imbarcazioni di stazza superiore alle 25.000 tonnellate, riconoscendo proprio come monumento nazionale il bacino di San Marco e il canale della Giudecca. Ma a seguito di quella decisione il Ministero delle Infrastrutture, d'intesa ovviamente con quelli dell'economia e del turismo, perché le grandi navi ovviamente hanno un bacino a 360 gradi che va a coinvolgere più settori, avevano adottato un
decreto che stanziava risorse a titolo di compensazione proprio a favore delle compagnie di navigazione e che molte compagnie e molti lavoratori hanno lamentato non essere mai arrivati o comunque in forma irrisoria e non sempre. E dunque questi deputati leghisti hanno proprio presentato un'interrogazione che è stata depositata fresca ieri alla Camera, dicendo che quelle risorse ora sarebbe giunto il momento di sbloccarle, proprio questo quanto si legge nell'interrogazione, stante il danno che la lunga attesa sta creando. A novembre 2021 il dossier è stato portato all'attenzione della Commissione europea, si legge ancora sotto forma di pre-notifica, per i controlli di incompatibilità con la normativa europea sulla concorrenza, e sembra che il documento sia ancora in fase di esame, affermano questi deputati leghisti. Quindi con tutta probabilità oggi qui alla presenza del ministro Enrico Giovannini sarà una domanda che gli si porrà anche per cercare di ottenere una risposta. Dunque questo in sintesi quello che è successo negli ultimi mesi per quanto riguarda le grandi navi e soprattutto quello che accadrà nelle prossime ore con questa importante cerimonia di inaugurazione della banchina Liguria qui a Marghera. Dicevamo, siamo in banchina dell'Azoto, dove appunto si svolgerà questa cerimonia di inaugurazione, e che nel corso del nostro telegiornale, nei nostri telegiornali di questa sera, vi mostreremo con anche le dichiarazioni del ministro Giovannini, dei presidenti che ci sono, e speriamo anche del sindaco Brugnaro, che se sarà presente significa che sta realmente meglio, anche perché è stato dimesso, quindi vedremo se sarà in grado di esserci o meno, anche perché è un momento importante e un momento anche in cui lui probabilmente vorrà esserci, perché da sempre si è speso in difesa della crocieristica. Ecco, questo è tutto qui da Marghera. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori, sei stata esaustiva come sempre, grazie a te e Sandro Ponchio. Questa sera ovviamente dalle 19 vi racconteremo questa giornata importante per Porto Marghera e per tutta l'area della laguna. Ma vedo collegata, la saluto e la ringrazio, Francesca Bozza. Chiudiamo questa prima parte di diretta con una storia che arriva da Conegliano, la storia di Brian. Chi è Brian? Francesca, so che lo hai incontrato questa mattina, fra poco tra l'altro lo sentiremo da te intervistato. Francesca. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. L'ho incontrato pochi minuti fa nella sua Conegliano. Brian è un ragazzo di 22 anni, uno studente universitario, studia lettere a Milano. All'anagrafe però Brian è Daphne, nasce bambina, un corpo femminile che però sin da quando è piccolo capisce non essere il suo. Lo sente stretto, però non ne parla con nessuno, tiene per sé questi sentimenti. Solo quando sarà più grande, in un tema a scuola, troverà il coraggio, scrivendo, mettendo nero su bianco, di esprimere, di buttare fuori i suoi sentimenti e di raccontare il suo bisogno di diventare un ragazzo. Il professore italiano legge il suo tema, parla con lui, tocca i tasti giusti, e da quel momento, dice Brian, la mia vita cambierà completamente. Trova il coraggio di raccontarsi anche ai suoi genitori, che sin dall'inizio lo affiancheranno nel suo percorso di transizione, un percorso che inizia solo un anno fa, lo scorso giugno, con delle cure ormonali. Adesso dice: mi sento sereno. L'abbiamo incontrato, in mano aveva le foto di lui bambina, da piccola, e le sfoglia e dice: ora sono sereno perché so di aver raggiunto il mio obiettivo. Non è stato facile, dice, ci vuole tanta determinazione, tanta forza per intraprendere questo percorso, ma è possibile farlo, e io ce l'ho fatta. Adesso sono felice, anche se manca un piccolo tassello. Il suo sogno nel cassetto è quello che anche a livello di legge per lo Stato, sui suoi documenti, lui appaia come Brian e non più come Daphne. Ma anche qui c'è tanta burocrazia, c'è un percorso legale da affrontare, dopo il quale
e con un riconoscimento effettivo del suo status di uomo sarà possibile poi affrontare anche degli interventi chirurgici per chiudere il percorso. Brian ha un sorriso incredibile, 2 occhi verdi che raccontano la sua storia e che raccontano soprattutto la sua grande forza, e ha deciso di raccontare questo percorso sui social. I social insomma sono il mezzo di comunicazione più importante per i più giovani, ha deciso appunto di scrivere su Facebook, su Instagram soprattutto il suo percorso, perché per lanciare un messaggio a quei ragazzi che stanno vivendo la sua stessa situazione, per dire loro che è possibile farlo, è possibile raggiungere i propri sogni. Come hai detto tu, Christian, avete un piccolo estratto della sua lunga intervista, e questa sera nei nostri telegiornali vi racconterà lo stesso Brian la sua storia. Sentirete quanta forza, quanta sensibilità ci sia nelle sue parole. In questo estratto sentirete proprio i motivi che lo hanno spinto a raccontarsi sui social. Poi Christian ti restituisco la linea. Perché ha deciso di raccontare sui social il suo percorso? Ho deciso di raccontarmi sui social perché è stata molto importante. Qua sopra c'è una pozza, andiamo là vicino. Ci sono problemi con l'audio, chiedo alla regia se riusciamo adesso. E per portare la distinzione tra forse lo sentiamo. Confermi che tutte le maglie d'inverno vengono chiuse. Sentiremo questa sera Brian, ma Francesca Bozza ci ha raccontato i sentimenti e il percorso di questo ragazzo, una storia che sta facendo il Giro d'Italia per davvero. Quindi grazie davvero Francesca, questa sera nel corso dei nostri telegiornali la testimonianza di Brian, e abbiamo giusto il tempo per i saluti, perché dovevamo andare a Vicenza per la storia di una latitante, poi ancora un arresto per spaccio, ma sono tutti temi che metteremo in fila questa sera a partire dalle 18:30 nel corso dei nostri telegiornali, con tutti gli aggiornamenti anche sul fronte del giallo di Occhiobello, che sta facendo realmente il Giro d'Italia. Avete sentito prima le parole del fratello di Isabella Noventa, si è parlato appunto di questo caso, si è detto potrebbe essere il corpo di Isabella, ma il fratello Paolo ai nostri microfoni ha detto è altamente improbabile. Si è parlato anche del corpo di Samira, la giovane mamma marocchina scomparsa dalla Stanghella, ma di fatto gli inquirenti hanno detto non è Samira, quindi il giallo per il momento resta irrisolto. Tutti gli aggiornamenti, questi ed altri, ovviamente a partire dalle 18:30 nel corso dei nostri telegiornali. Ora per noi c'è il meteo, saluto e ringrazio dalla regia Andrea Basso e Marco Gagliazzo. Noi ritorniamo dopo il meteo e la pubblicità per parlare di un allarme generale, la carenza dei medici di base. Lo faremo con la Camera del Lavoro di Treviso. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Mentre una perturbazione porta piogge al centro-sud, al nord invece si rafforza l'alta pressione atmosferica. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 6 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Nella prima metà cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Su Trevigiano e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura di notte possibili nebbie locali in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento su zone montane e pedemontane. Venti deboli o moderati in pianura da sud-est. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 16 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, sui monti prevalenza di sole al mattino e nuvolosità in aumento a seguire. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato in mattinata, formazione di addensamenti al pomeriggio e nubi basse poi in serata. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Straordinaria a 3, ben trovati di nuovo, buongiorno, per fare il punto di un allarme che riguarda in tanti e che vi raccontiamo puntualmente nei nostri telegiornali. La carenza che definirei ormai cronaca di medici di base sul territorio. Tanti sono gli appelli che si susseguono, innanzitutto da parte dei cittadini, degli assistiti e poi dei sindaci, da parte dei sindacati, delle stesse autorità sanitarie, perché è un problema che riguarda davvero tutti e di difficile risoluzione per certi versi, un problema comunque complesso. Facciamo il punto di questo tema che immagino interessi tanti di voi con Vigilio Biscaro, che è segretario dello SPI CGIL di Treviso, il sindacato dei pensionati. Buongiorno Biscaro. Buongiorno a te. E buongiorno anche ad Anna Rita Contessotto, ricercatrice della CGIL, dello SPI CGIL, che ci darà dei dati molto interessanti. Buongiorno Contessotto. Buongiorno. Allora, oggi Biscaro, le telefonate sono aperte come sempre, tocchiamo un tasto non dolente, di più. Sì, hai perfettamente ragione. Questa situazione che noi monitoriamo ormai da anni, complice anche quello che è avvenuto durante il primo anno di pandemia, noi siamo arrivati ormai a una conclusione che è obiettiva, e cioè una mancata pianificazione della Regione Veneto sulla sanità ci fa dire oggi che non possiamo non denunciare quello che non è stato fatto quando si doveva fare. Complice, se volete, anche la situazione italiana, dove in realtà non abbiamo un sistema sanitario unico ma 20 sistemi sanitari diversi, perché regione per regione le giunte possono deliberare in modo diverso. Ma quello che ha fatto più specie e che io qui riprenderei, e cioè che la pandemia ha scoperto questo vaso di Pandora, una mancanza di organici in primis, certo, e una mancata pianificazione per sostituire gli operatori sanitari in genere, medici, OS, infermieri, personale che lavora dentro l'ULSS e dentro il sistema sanitario, hanno fatto sì che all'interno di una situazione già carente, durante la pandemia abbiamo avuto delle situazioni sul serio pericolose per quanto riguarda la società trevigiana, e oggi come oggi stiamo assistendo quasi quotidianamente a denunce da parte di cittadini, da parte, guardate, non credo di esagerare, di quasi tutti i comuni della provincia di Treviso, di persone che lamentano il fatto, in primis, che i medici a volte non rispondono, che la situazione anche di medicina di gruppo è carente, ma che non riescono a gestire le loro necessità di salute in modo tranquillo come prima.
E il problema, ritorno a quello che ho detto prima, è di organici sicuramente, e qui c'è la pianificazione nazionale, ma c'è anche la pianificazione regionale che non è stata fatta, non è stata curata come doveva essere curata. Ma c'è anche una carenza proprio di gestione comune per comune. Io non me la prendo con i sindaci assolutamente, me la prendo con una situazione nella quale i vari attori non riescono a trovare una soluzione temporanea, se volete anche temporanea, ma di personale che manca. Noi non possiamo, come posso dire, trovarci, fare delle manifestazioni davanti a un ambulatorio di un medico, perché credo che i cittadini pazienti di quel medico là non se la sentano proprio di andare contro il medico. È giusto dirle queste cose qua, perché se no diremmo altre cose. Benissimo. Allora, su questo noi abbiamo, grazie alla nostra ricercatrice, delle situazioni obiettive sulle quali deve intervenire, sicuramente l'ULSS. Ragionare. Tra l'altro abbiamo già una telefonata in linea. Pronto? Chi parla? Sì, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, prego. Buongiorno, io non volevo parlare di medici, ma bensì di chiedere un'informazione. Di che tipo? Allora, il mese scorso sulla pensione 28 euro di aumento. Questo mese i 28 euro sono spariti. Non so il perché e per cosa, perché sul cedolino non è messo proprio niente. È messo solo l'importo totale del mandato e basta. Vorrei chiedere per cosa sono dovuti questi mancamenti. Quindi di fatto ha avuto un aumento per un mese di 28 euro e poi... Il mese scorso 28 euro, questo mese sono spariti. Ok, chiediamo a Biscaro, andiamo un po' fuori tema, ma lo chiediamo signora Nadia. Grazie. Prego. Nadia, è probabile che questo derivi dal fatto della messa a punto dell'IRPEF all'interno del tuo cedolino di pensione. Non credo ci siano altre spiegazioni su questo, sai Nadia. Perciò prova a verificare nel cedolino se tu ce l'hai, benissimo, se no vieni nelle nostre sedi e insieme lo verifichiamo, perché bisogna guardare quella parte di cedolino dove c'è la tassazione IRPEF. Questo è quello che a me viene in mente, perché l'aumento c'è stato, Nadia, ed è una cosa, come posso dire, impossibile che te l'abbiano tolto il mese successivo. Quindi significa, era una sorta di conguaglio probabilmente? Probabilmente sì. Ecco Nadia, grazie mille e in bocca al lupo. E, ecco, ritorniamo sul tema, su questa carenza cronica di medici di base. Fra poco vediamo i numeri con Tessotto. Parlavamo, Biscaro, di mancata programmazione, di fronte anche a un mosaico per certi versi di competenze. Chi è qui che decide? Il governo, la regione, poi sappiamo che la sanità è materia regionale, ma il coordinamento è nazionale. Su questo influisce, poi ne parleremo se lei è d'accordo, anche il numero chiuso nelle università, perché è tutto collegato, è un sistema. Ecco, qual è il punto secondo lei? Qual è il nodo? Va sciolto a livello regionale, a livello nazionale, a livello proprio di formazione del medico? Che cosa? Allora, va sciolto il nodo della pianificazione delle borse di studio per la specializzazione. C'è anche il numero chiuso, qui hai ragione, c'è anche il numero chiuso, ma secondo me il fulcro della discussione verte lì. Se io ho una pianificazione e una previsione di uscita dei medici di medicina di base di tot persone, non posso avere dietro il cosiddetto esercito di riserva, chiamiamolo così, insufficiente a coprire queste posizioni. E perciò delle due l'una: o si investe
come in realtà, devo dirlo, negli ultimi 2 anni sono state triplicate queste borse di specializzazione, ma gli anni precedenti no, ed erano insufficienti ad accogliere anche i neolaureati, che probabilmente hanno anche scelto strade diverse, sono andati anche via dall'Italia. Perciò la prima cosa da fare sono queste scelte qui. Devo investire a livello nazionale su un numero sufficiente annuo e reiterarlo di borse di specializzazione per far sì che questi giovani laureati entrino nella specializzazione scelta e dopo 3 o dopo 5 anni sono pronti per entrare nel sistema sanitario nazionale a tutti gli effetti. Questo è uno dei nodi, quindi consentire ai giovani, mentre si stanno in qualche modo ancora formando, di coprire. Ecco, in realtà sono già formati, sono già laureati, ma per poter accedere a questa professione, a queste specializzazioni, parliamo di specializzandi, appunto, devono continuare il loro, come posso dire, curriculum con queste borse. Se non ci sono, rimangono fuori dalla formazione. Questo è il problema. Poi c'è anche all'interno della pianificazione regionale gli accordi che si fanno con il sindacato, i sindacati dei medici, per appunto aiutare questa realizzazione della programmazione nazionale. Chiarissimo. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto signora, è in onda. Con chi parlo? Sto guardando la vostra trasmissione, siccome è una cosa che mi interessa e ho già militato sia alla dottoressa Longarin sia a Benazzi, ho telefonato a Zaia, non ho avuto nessuna risposta. Io abito a Casier e siamo 1500 anziani dai 70 ai 90 anni, 95, e siamo dispersi Casale, Preganziol, Mogliano, Zero Branco. E io gli dico, ma è una cosa normale? Dopo che è andata via la dottoressa Sant'Agostino, abbiamo cambiato 2 medici e siamo senza medico. Sì, no, siamo senza medico, lo abbiamo, io a Casale, uno di qua e di là, ma dico, è una cosa normale. Lei signora, come si chiama? La popolazione di Casier dai 70 ai 95 anni che deve girare per i paesi. E come si chiama, signora? Prego? Lei come si chiama? Cararetto Marita. Ok, Marisa, le chiedo, lei quindi abita a Casier e dove ha il medico di base in questo momento? Io adesso il medico di base, il medico, no, non si può lasciare a televisione, il medico di base io l'ho a Casale, devo ancora vederlo perché è un mese e qualcosa che siamo a Casale. Però è quello che io chiedo, se è possibile che un paese con 1500 abitanti, tutti anziani, perché devo dire, io sarei una delle più giovani, ho 73 anni, che va in giro per tutti i paesi. Io volevo chiedere ai nostri amministratori, al dottor Benazzi, che ho già telefonato 2 o 3 volte, per sapere, non dico domani, dopodomani, ma quanto tempo dobbiamo stare in questa situazione. Perché noi abbiamo cominciato, le dico, col dottor Farbernelli che io avevo 10 anni, adesso ne ho 73, poi abbiamo col dottor, un altro dottore che è morto, poverino, poi la Sant'Agostino. Perciò siamo la popolazione più anziana di Casier e siamo quella più disfrattata. Io non chiedo subito un medico o quanto, ma se c'è la possibilità entro quando. Però una prospettiva perlomeno lei chiede, signora Marisa, grazie davvero. Ecco, la signora Marisa chiede una tempistica, ma sappiamo che è difficile avere tempistiche. È difficile assolutamente avere tempistiche certe. Possiamo dire che siccome abbiamo iniziato nel 2020 e 2021 a vedere a livello di pianificazione nazionale l'aumento delle borse di specializzazione, dobbiamo attendere 3
o 5 anni. Questi sono i termini temporali di una soluzione rispetto alla carenza dei medici. Marisa, sei in buona compagnia, tra virgolette, scusami se ti do del tu, ma perché non c'è comune all'interno della provincia di Treviso da dove non arrivino queste lamentele. Abbiamo fatto delle raccolte di firme consegnate, abbiamo fatto anche delle, come posso dire, manifestazioni evidentemente molto, molto pacifiche, assieme anche dei sindaci, perché si trovi una soluzione a questo. La soluzione che oggi è stata prima paventata e poi, ahimè, realizzata è l'aumento dei pazienti pro medico da 1500 a 1800. Abbiamo in corso un confronto che non è negativo con l'ULSS 2 per capire quali soluzioni temporanee si possono fare. Io ne lancio una, ed è assunzione dei medici nel mercato di lavoro, assunti direttamente all'interno del Servizio Nazionale, così il dottor Benazzi, visto che è stato ricordato dalla signora Marisa, può inviarli dove ci sono queste carenze. Ma per un po' di tempo non vedo all'orizzonte una soluzione immediata. Questo è quello che c'è. Servirebbe, in modo da agevolare anche l'ULSS 2, introdurre queste assunzioni dirette che al momento non sono possibili. No. Questo è il tema. Sì, signor. Quindi serve anche un provvedimento normativo da questo punto di vista, nazionale probabilmente, in questo, parlando di mercato del lavoro. E parlando con medici, parlando con direttori, questa soluzione potrebbe essere certo una soluzione tampone, ma che darebbe respiro e risposta a tutte quelle centinaia di persone che oggi sono senza medico e che sono costrette ad andare in altri comuni, anche 10 chilometri di distanza. È inutile che vi faccia l'elenco, ho un elenco di comuni, ma quasi tutti siamo, come posso dire, interessati a questo. E la cosa che è stata denunciata è la seguente: sicuramente ci sono le associazioni di volontariato che possono trasportare gli anziani presso gli ambulatori, ma voi capite che organizzare una cosa del genere per tutte le persone che devono servirsi del medico, scusatemi il verbo, è difficile, è difficile. Perciò assumiamo dei medici nel mercato del lavoro. La sanità privata mi pare che non stia tanto male da questo punto di vista, perciò facciamo in modo che per un anno... ci sono le assunzioni dirette, lei dice. Allora, assumiamoli. Allora, facciamo un passo indietro con te sotto e partiamo dai numeri, perché ci sono dei numeri molto significativi, penso che siano inediti e aggiornati proprio di fatto a questi giorni. Ecco, possiamo vederli proprio anche in video, i numeri parlano da soli mi pare, però vorrei che fosse lei a fotografare la situazione. Sì, i numeri parlano chiaro, l'aggiornamento è del marzo 2022 e considerando un decennio, quando nel 2011 avevamo nel territorio disponibili 696 medici di medicina generale con un bacino di assistiti di 876.000 persone, nel 2022 abbiamo 487 medici di medicina generale e 768.000 assistiti. Cosa significa questo? Facendo un percorso temporale e quindi in termini di variazione percentuale, vediamo che il calo dei medici di medicina generale su tutta la provincia si aggira ad un 43%, mentre il calo del bacino degli assistiti è solo del 14%, quindi c'è un divario molto ampio, perché equivale sostanzialmente a 3 volte tanto, cioè se fosse stato proporzionale il rapporto medico-paziente sarebbe rimasto invariato, mentre poi per questo si è dovuto ricorrere anche a un aumento della soglia minima di assistiti. Tra l'altro, facendo poi un'analisi a livello territoriale, si profila uno scenario dove ci sono molte zone carenti ancora, che non sono state
riempite, coperte dalle figure del medico. Difatti si ha un 52% di tutto il territorio trevigiano dove ancora risulta carenza della figura del medico di medicina generale, e proprio riagganciandomi anche allo spunto che aveva dato la signora al telefono, Maria Rosa mi pare, c'era stata data anche la possibilità ai pazienti di scegliere il medico del comune vicino o dell'ambito territoriale differente, ma il problema è proprio poi, soprattutto per la fascia di popolazione anziana, raggiungere il medico. E qui per fortuna lo sottolineiamo perché è giusto riconoscere il ruolo del volontariato, ci sono tante associazioni di trasporto anche solidale che si danno un grande affare, questo diciamolo, insomma. Assolutamente sì. Questo è certo. Dopo, ricollegandomi anche al problema dei nuovi incarichi, si è visto che nel 2021 sono stati 51 nuovi incarichi rispetto ai 76 carenti, e nel 2022 ci saranno ulteriori 11 cessazioni per pensionamenti di medici over 70. Tutta questa fotografia è stata possibile ricostruirla anche grazie alla collaborazione proprio dell'US 2 nel fornirmi molti dati per ricostruire questo quadro d'insieme. Un'altra nota dolente è l'età media dei medici di medicina generale, che si aggira ai 52 anni, e questo significa che se la media è così alta ce ne sono molti che sono anche over 65 o comunque oltre i 60 anni, e significa che sono a fine percorso, a fine carriera, e rispetto poi ai tempi di programmazione del servizio sanitario della medicina di base ci sono solo 10 anni. Poiché i tempi del pensionamento corrono molto più velocemente di quelli della sostituzione. Esatto. Questo è il tema. Soprattutto anche perché poi c'è una componente demografica per cui adesso si verifica raggiungimento dell'età pensionabile da parte di tutta la generazione del baby boom, quindi che va dagli anni 50 fino al 64, questo è l'arco di tempo, e difficilmente sono poi ricambiabili, il ricambio generazionale non compensa tutta questa parte di popolazione attiva. Lei Contessotto sta dando dei numeri veramente significativi, perché di riepilogo, leggendo di fatto, non mi sto inventando nulla, la sua slide che ha preparato per questa trasmissione, quindi nel 2021 i nuovi incarichi sono 51 a fronte di 76 cessazioni, e nel 2022 vi saranno 11 cessazioni di medici di medicina generale over 70, e qua ci ricolleghiamo al fatto di un'età media sempre più alta. Se guardiamo alla fotografia degli ultimi 10 anni, la diminuzione di medici di medicina generale e di medici di base equivale a un calo del 43%, ovvero 3 volte tanto il calo degli assistiti. Questo è quello che abbiamo detto in sintesi. È questa. Quindi in termini assoluti nel 2011 c'erano 696 medici di medicina generale, nel 2022 487 con i dati che fanno riferimento al mese di marzo, quindi oltre 200. Facendo appunto proprio una mera sottrazione, meno 209 medici di medicina generale su un calo degli assistiti di meno 107.000 in 10 anni. Andiamo ancora più nello specifico, perché c'è una seconda slide, se non sbaglio, anche questa è significativa, no? C'è il bacino di utenza per distretto e poi la media degli assistiti per distretto, e qui ci ricolleghiamo al tema che ha sollevato prima Biscaro, perché c'è in ballo questa ipotesi di innalzare il numero degli assistiti, ma con tutto quello che ciò comporta. Sì, questo è già avvenuto, perché c'è stata una delibera della Regione Veneto che ha stabilito questo. Certo, dal punto di vista volontario, però insomma questa è la situazione. Perciò immaginiamoci un anziano, un'anziana, non dico una persona fragile, un anziano, un'anziana che ha la necessità di andare dal medico e che ha 1800-1900 pazienti. Se non ha qualcuno che lo porta,
rimane a casa. Se rimane a casa, telefona, magari non c'è la risposta immediata da parte del medico, perciò si accusa un'altra volta il sistema sanitario di non dare una risposta adeguata alle esigenze di salute delle persone. E la stessa cosa vale per i fragili e ancora di più per i fragili. E allora ci si trova anche in situazioni nelle quali le persone non sanno a chi rivolgersi per curarsi. Questo non è di un paese civile. Non è di un paese civile qua, diciamo, noi lo stiamo raccontando non è di un paese civile, più che altro è un tema questo che va affrontato con rapidità, questo è il nodo di tutta la vicenda. Se riuscissimo a farlo avremmo fatto bingo. Il problema è che qui si innestano, lo dico chiaramente, delle logiche corporative che a volte non fanno il bene della popolazione, ma fanno il bene delle corporazioni. A che cosa fa riferimento? Faccio riferimento all'ordine dei medici che necessità vuole che ne abbiamo bisogno, magari un po' meno, ma oggi come oggi, se non fai gli accordi con l'ordine dei medici, tu non riesci a cambiare le convenzioni che questi sindacati dell'ordine dei medici e via discorrendo fanno col servizio sanitario. Noi non abbiamo, per questo dicevo assunzioni dirette, noi non abbiamo un servizio sanitario con medici direttamente dipendenti dal servizio. Abbiamo una convenzione e quello che c'è scritto sulla convenzione loro applicano. Benissimo, per cambiare la convenzione ci deve essere la volontà di tutti e due, sia del servizio sanitario e sia dell'ordine dei medici tramite i loro sindacati. E adesso dico un'altra cosa, spero non sia letta pesantemente, ma nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di aiuto da parte del servizio sanitario, abbiamo fatto diventare degli angeli gli operatori del servizio sanitario negli ospedali, eccetera. Quando siamo usciti e abbiamo chiesto aiuto all'ordine dei medici, all'ordine dei farmacisti, all'ordine degli infermieri, diamo una mano al servizio sanitario per uscire al più presto dalla pandemia, le convenzioni sono state modificate come? Mi dai dei soldi in più e allora faccio qualcosina in più. Quindi lei dice, abbiamo assistito ad una divaricazione evidente tra sanitari che lavorano nel sistema pubblico e sanitari che invece operano in convenzione. Certo. La mettiamo giù così gentilmente. Sì, sono d'accordo con te. Allora, Conte Sotto, ritorniamo ai numeri e ritorniamo a questa seconda slide. Che cosa ci dicono questi numeri? Allora, questa è una fotografia di come il numero medio di assistiti per medico si dimostra per ogni distretto analizzato. Si evince che in tutti i distretti già il numero medio è alto, perché è sopra i 1500, che sarebbe il tetto massimo individuato già per normativa. Ad esempio il distretto 1, che è quello appunto di Treviso e Oderzo, abbiamo 1590 assistiti di media per medico. Ciò significa che molti superano già i 1500 per arrivare anche in alcuni casi ai 2000. Quindi molti hanno aderito anche a questa opzione che gli veniva data. Più o meno che percentuale? Si sa? C'è nella slide successiva. Ok, andiamo per gradi, scusi. Sì, c'è nella slide successiva, però più o meno è abbastanza omogeneo, se non per il distretto 1, appunto quello di Treviso, Motta, e il distretto 3, che è quello di Pieve di Soligo, che hanno il numero più alto di assistiti. Il resto
quadro è abbastanza in linea. Ecco, emerge che il distretto, quello di Castelfranco Montebelluna, ha il numero medio di 1549 assistiti, è un po' il più basso rispetto agli altri, però comunque questa è la fotografia, ampiamente viene superato già il tetto dei 1500. E se andiamo a vedere poi nella slide successiva, eccolo qua, qui riporta la fotografia di quanti sono in percentuale i medici che superano i 1500 assistiti. Sono per il distretto 1 Treviso e Motta di Livenza, il distretto 3 Pieve di Soligo, il distretto 4, perché quello di Mogliano invece no, si attesta insomma tra i 1000 e i 1300. Abbiamo che appunto rispettivamente l'87, 86 e 82% superano i 1500. Alcuni medici, sempre nei rispettivi 3 distretti, ad esempio nel distretto 1 Treviso, il 14% supera già i 1800, il 13% nel distretto di Pieve di Soligo e il 10% nel distretto di Castelfranco e Montebelluna. Quelli che sono al di sotto dei 1500 sono una percentuale esigua per tutti i distretti considerati. Ripeto, è solo quello del distretto 2 di Mogliano che ha un'altra fotografia. Quindi possiamo dire che la stragrande maggioranza dei medici di medicina generale nella Marca hanno più di 1500 assistiti pro capite. Esatto, e tra l'altro facendo proprio uno studio, ma era ancora l'anno scorso, tra il 2021, nel caso in cui appunto fosse stata approvata come è stato l'aumento volontario fino a 1800 assistiti, facendo proprio una media sul totale di medici avrebbero avuto più o meno un numero attorno ai 500 assistiti in più da seguire. Biscaro, lei dice che questa non è una soglia sostenibile. Poi bisognerebbe guardare poi alla composizione degli assistiti, ma insomma sappiamo che la popolazione è mediamente sempre più anziana, quindi non è solo una questione di quantità degli assistiti, ma anche di qualità, di età. E questo, sì, ti ringrazio, e questo è l'altro corno del problema, e cioè la demografia. Noi abbiamo in previsione una società italiana e una società trevigiana con sempre più anziani numerosi e meno popolazione attiva che può, come posso dire, sostituire anche queste professioni, no? Nella gestione della sanità. E se in prospettiva c'è questo futuro, io mi sto domandando se la riforma del servizio sanitario, perciò della sanità intera, non debba prendersi cura invece di un progetto, di una idea che dice: svuotiamo per quanto è possibile gli ospedali e spostiamo l'assistenza verso il domicilio. Perché è evidente che più anziani ho, meno mobilità loro possono avere e spostarsi negli ospedali sarà difficilissimo, ma anche rispetto a dei costi. Se io territorializzo, uso questo termine brutto, ma è venuto questo, l'assistenza sanitaria, la sanità, io presidio meglio i paesi, le contrade, se volete, i comuni, rispetto allo spostamento verso centri specializzati che sono pochi. Qui c'è la riforma ed è in discussione con gli ospedali di comunità, con le case di comunità, che adesso è inutile che ci inoltriamo, ma se questo sarà, il primo problema che è saltato all'occhio a tutti quelli che lavorano e studiano questo settore è come riempiamo le case di comunità, come riempiamo gli ospedali di comunità, a parte che se ne sono fatti pochissimi, solo 2 qui in provincia di Treviso. O sposti il personale dall'ospedale centrale, dagli ospedali centrali, oppure devi rimpinguare l'organico, perché anche negli ospedali c'è il problema degli organici. Io non sono un sindacalista
diciamo, dei lavoratori della sanità, ma so con certezza che questo è un altro problema. Il principio è sempre quello dei vasi comunicanti. Bravo. Se si riempie da una parte si svuota dall'altra, lo abbiamo visto nella dinamica durante la pandemia tra ospedali e case di riposo. Certo. Anche certo. Questo è l'altro tema, perché poi la carenza è cronica e riguarda per esempio poi l'assistenza agli anziani nelle strutture, nelle RSA. Certamente. Gli allarmi sono drammatici da questo punto di vista, che arrivano proprio dai direttori delle case di riposo. Questo è un altro problema, è un'altra questione, e devo ringraziare l'ULSS 2 perché ci ha confermato la volontà richiesta dai sindacati confederali di far incontrare le parti sociali con le direzioni e con i direttori, insomma, delle case di riposo, per capire quali soluzioni trovare sulle questioni importantissime dell'impossibilità oppure della carenza di posti all'interno delle case di riposo con, come posso dire, delle tariffe più basse di quelle che ci sono oggi. E qui abbiamo il punto di vista del sindacato confederale che sta chiedendo alla Regione: aumenta le quote che tu dai alle case di riposo persona per persona, perché sono ferme al 2010. E qui siamo di fronte ad un'altra dimensione, quindi le stiamo passando un po' in rassegna. La sanità pubblica, la sanità convenzionata dei medici di base, diciamo così, della medicina del territorio, con quella costellazione che in qualche modo si sta formando di ospedali di comunità, case della salute, no? Si parla tanto del PNRR e quant'altro, e poi c'è tutto il mondo delle case di riposo, anche lì autonome sostanzialmente, convenzionate con la regione, ma autonome. Lo abbiamo visto bene nel corso della pandemia, no? Qualcuno apriva, qualcuno chiudeva. Sì. Anche questi sono tutti temi che insomma sono esplosi in questi ultimi 2 anni. Assolutamente vero, ed è esplosa anche la necessità che la funzione statale rispetto ai centri di servizio per anziani privati e pubblici faccia il suo dovere, perché non possiamo, e sta succedendo anche in provincia di Treviso, non possiamo permettere che alle multinazionali, io le chiamo così, le multinazionali che fanno profitto sugli anziani, entrino nei nostri territori e si preveda un futuro nel quale case di riposo pubbliche ma ridotte, chi sta bene va nelle case di riposo private pagando, e non è sempre detto che il servizio sia migliore delle case pubbliche, perché io devo ringraziare assolutamente sia chi dirige le case di riposo, ma specialmente chi lavora dentro le case di riposo, perché si prendono cura sul serio dei nostri anziani. Certo, ci sono delle situazioni che magari non sono proprio rose, benissimo, ma la maggior parte delle case di riposo risponde per nostra fortuna. Che abbiamo raccontato a lungo l'abnegazione degli operatori, non solo degli operatori sanitari, terapie intensive, quelli in prima fila e magari più visibili, ma spesso abbiamo raccontato proprio le storie dalle case di riposo, anzi diciamo che come emittente ce ne siamo sempre presi cura particolarmente, perché insomma è importante. È importantissimo, ve ne do atto, e qui dobbiamo fare sinergia, lasciamela dire così, e cioè una volta tanto il servizio pubblico e il servizio privato, cioè i mass media, posso dire così, diano una mano a queste situazioni di, come posso dire, di decadimento e di problematiche che da soli i cittadini non riuscirebbero mai a risolvere, perciò ben vengano questi aiuti. Conte Sotto, per ritornare ai numeri e ragionando in prospettiva, per invertire questo trend, quanto tempo ci vuole? Nel senso, so che è una domanda da 1 milione di euro, però da un lato abbiamo
questo inverno demografico che stiamo vivendo tutti, sostanzialmente una popolazione che invecchia, l'incapacità di creare nunc, no, direbbero, e profili professionali. Certo. E quindi come si fa? Questo è un passaggio delicatissimo e complesso, perché appunto ci sono componenti demografiche fondamentali, tra cui anche c'è un indice proprio che è l'indice di dipendenza strutturale, che ti va a vedere lo squilibrio generazionale, economico e sociale tra la popolazione attiva e quella non attiva, e già noi, se cifre sopra il 50 indicano già che si è in una situazione di squilibrio. Per dirla in parole semplici, per compensare ad esempio questo divario generazionale bisognerebbe che in ogni famiglia ci fossero almeno 2 o 3 figli da adesso a tempo, insomma, incalcolabile, per invertire questo trend di inverno demografico. Dall'altra parte io oserei dire in 10 anni, non so se il mio segretario appunto è d'accordo con me, però più o meno questo è l'arco di tempo in cui almeno poter colmare questa prima e riallineare tutti i fattori, perché certo, di questo parliamo, no? Il mosaico è complesso. Sì, è molto complesso, e credo che le ricerche su questo ci diano una prospettiva. È chiaro, la popolazione italiana, se non ha degli apporti di nascite sufficienti per invertire nell'arco di una generazione, io sono meno ottimista, nell'arco di una generazione, il gap che noi abbiamo, altrimenti la questione è questa: anziché 60 milioni l'Italia avrà 40 milioni, 45 milioni certo, di abitanti. La maggior parte di questi abitanti saranno anziani. Non è un futuro roseo per le nuove generazioni. Ecco perché anche nel PNR si stanno dando delle risorse per incrementare le nascite, e lo fai dando servizi a chi? Alle giovani coppie, certo, a chi vuole fare figli, è evidente, e qui entrano tutti quei fondi destinati agli asili nido, tutti quei progetti che devono essere presentati anche dai comuni per dare questo, come posso dire, questo input. Altrimenti è chiaro, già naturalmente noi figliamo molto tardi rispetto alle generazioni che hanno fatto noi. Guardo le famiglie, insomma, che io conosco. Già questo è un gap. Se poi quando nascono dei figli ne nasce uno su una coppia, no, non mi interessa che coppia, ne nasce uno anziché 2, come minimo 3, ecco che l'impoverimento demografico ti porta a un collasso. È brutto dirlo, però, ma questa è la realtà. Da questo punto di vista non mentono, ne abbiamo parlato recentemente anche con il centro per la famiglia e quant'altro, insomma sono numeri che vengono certificati costantemente. Tra l'altro, e poi andiamo in pubblicità, ci sono territori e territori, perché il problema della demografia riguarda tutta Italia, riguarda il Veneto, la Marca, ma poi ci sono territori, penso alla provincia di Belluno per esempio, dove la situazione è ancora più drammatica, e dove il tema della carenza dei medici di base è ancora più marcata, perché sono territori anche meno appetibili per i professionisti che poi vanno a esercitare, e riguarda poi anche la sanità pubblica, quindi riguarda un po' tutto. Certo. Ma infatti questo è il problema poi delle zone carenti, che si rischia che alcune zone appunto carenti non diventino più un fenomeno sporadico, ma una dimensione strutturale della disorganizzazione sociosanitaria, garantendo poi l'accesso diseguale ai servizi. Questo è il tema, perché poi se anche questi professionisti diventano sempre più rari, poi possono scegliere dove andare, ed è chiaro che poi vanno nelle città più appetibili, della Marca vanno a Treviso, a Castelfranco, lasciano in effetti l'inurbamento rispetto all'uscita dalle città fino a qualche anno fa è un segnale
No, la pandemia ha dato un segnale con lo smart working un po' diverso, ma adesso stiamo ritornando ai passi di prima, perciò vuol dire città sempre più popolose, no? E le aree interne vengono chiamate così, sempre più spopolate, i servizi li devi garantire anche là, perciò è una bella sfida questa. Assolutamente. E fra poco, adesso abbiamo qualche istante di pubblicità, Biscaro ci preannuncia una grossa mobilitazione per il 9 di aprile. Restate con noi. Diretta con Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI-CGIL di Treviso, e con Anna Rita Contessotto, ricercatrice sempre della Camera del Lavoro, con i quali abbiamo fatto il punto di una emergenza, forse non è più un'emergenza perché è un problema strutturale, quello della carenza dei medici di base sul territorio. È un problema nazionale, regionale, locale, e abbiamo tentato di mettere le diverse questioni in fila, ma più in generale, dopo 2 anni di pandemia, in un momento anche importante di riprogrammazione generale con il PNRR e quant'altro, il sindacato chiede di più sostanzialmente, o perlomeno chiede di salvaguardare quello che già c'è, e questo è lo spirito dell'iniziativa che si terrà sabato 9 aprile a Padova: salvaguardare e rafforzare il sistema socio-sanitario pubblico. Il messaggio mi pare molto chiaro e preciso. Perché questa manifestazione, Biscaro, e perché proprio ora? Perché le organizzazioni sindacali devono prendersi cura della situazione della sanità, partendo proprio da quello che è successo durante la pandemia. Dobbiamo ricordarci che abbiamo perso quasi 14.000 persone durante la pandemia. Abbiamo in sospeso 400.000 prestazioni perché durante la pandemia il servizio sanitario ha dovuto concentrarsi sul Covid. Abbiamo una carenza di risorse, lo dicevamo anche prima, che noi denunciamo e continuiamo a sostenere la necessità di investimenti certi e duraturi nel tempo nel Servizio Sanitario Nazionale, ed è proprio per questo che facciamo anche il nostro lavoro, che poi tante volte è quello di manifestare per quanto riguarda la tutela dei diritti, in questo caso dei diritti della salute alla nostra popolazione. Per questo ci incontriamo a Padova, avendo aderito al coordinamento Veneto per la salute pubblica, e con la UIL saremo in piazza appunto il 9 aprile a Padova per manifestare il nostro sostegno in primis al Servizio Sanitario Nazionale e in secundis anche alla necessità che tutte le risorse inserite nel PNRR e anche nel Fondo Nazionale della Sanità vengano spese, e per quanto riguarda il governo nazionale aumenti queste risorse sul fondo, altrimenti le cose che prima dicevamo rispetto alla carenza di medici non troverebbero soluzione. Per questo noi facciamo una manifestazione a Padova e chiediamo a tutti i cittadini e cittadine di Padova, poi meglio come faremo noi da Treviso, anche dalle altre province, che si concentrino lì per appunto manifestare le nostre richieste. Ecco, questo è quello che noi abbiamo in campo per sabato. Il tema è sempre quello, insomma, bene gli ospedali di comunità, bene anche queste case della salute all'interno del PNRR, ma queste case della salute devono avere degli abitanti, insomma, e gli abitanti sono i medici, i professionisti, gli infermieri. Senta, prego.
Allora, a Treviso dovremmo avere 17 case di comunità, qui le chiamiamo così, in Emilia Romagna le chiamo case della salute. Bene, tutte queste case della comunità, se guardiamo la delibera regionale, devono essere, come posso dire, fatte, ma all'interno di strutture che garantiscono la territorializzazione dell'assistenza. Altrimenti, qui un'nota dolente per me, lo dico in modo tranquillo, se io faccio una casa di comunità al centro di Treviso, dove non ci sono parcheggi, dove è difficile arrivarci, è chiaro che ci sono altri disegni di chi organizza, di chi decide dove costruire queste case di comunità. E perciò faccio sul serio un appello ai nostri amministratori, a cominciare dai sindaci e all'ULSS. Diamoci una mano affinché queste cose si realizzino per lo scopo per le quali sono state, come posso dire, strutturate. Altrimenti il rischio è che ci sia un'altra volta una cattedrale nel deserto. E le faccio un'ultimissima domanda di attualità, di estrema attualità. Infermieri e medici dall'Ucraina potrebbero essere una soluzione? Adesso c'è la disposizione normativa che consente assunzioni più veloci, diciamo così. Potrebbe essere una risposta questa? Sì, dove devo firmare? Lei dice? Dove devo firmare? Perché siamo sul serio a volte presi da una burocrazia stupida, no? E certe professioni, se uno è laureato in Ucraina o in Argentina o scusa, se viene in Italia, al di là della lingua, ma la sua struttura professionale è una struttura professionale che va bene nel suo paese come va bene nel nostro. Per questo, ripeto, sarò anche banale, dove sottoscrivo una cosa del genere. In generale, al di là dei profughi dall'Ucraina, il tema dell'equipollenza dei titoli anche per gli operatori sociosanitari, per gli infermieri è fondamentale nelle case di riposo. Le case di riposo lo chiedono da tempo. Perché comunque abbiamo registrato poi in questi mesi la tendenza è forte, parlavamo con diversi dirigenti del territorio di RSA, arrivano ormai molti infermieri dal Sud America, per esempio, dall'Argentina, dal Brasile, più che dall'Est Europa, perché paradossalmente prima del caso Ucraina si era bloccato il flusso di professionalità dall'Est Europa, perché o rimanevano nel loro paese di origine, dove sono migliorate anche le condizioni di lavoro, o andavano in Germania o in altri paesi. Quindi adesso c'è anche questo tema. Sì, allora, ammesso e concesso che quello che prima sostenevi si faccia benissimo, io guardo un po' più in là e forse ritorno a fare il sindacalista che facevo fino a 2 anni fa. Bene, queste professioni qua non possono avere dei contratti di lavoro con retribuzioni e normative peggiori della normalità di chi lavora in settori importanti, forti, no? nel settore del secondario, perché è vero che ci sono pochi giovani che si avvicinano a queste professioni qua, ma è compito nostro, e perciò è compito del sindacato confederale, del sindacato in generale, ma anche delle nostre controparti, tirare una linea e dire benissimo, per queste professioni è giusto che ci siano dei trattamenti normativi e retributivi come posso dire, in linea con quello che l'Europa ha già oggi. Questa è una situazione che dovremmo, come posso dire, gestire al meglio, altrimenti succederà come sta succedendo, che chi ha dei contratti poveri, cioè con retribuzioni e normative difficili, benissimo, si sposta, se può, nelle situazioni lavorative dove invece i contratti sono più ricchi, oppure
e questo non va bene, oppure si apre il fronte delle professioni autonome. Allora io divento autonomo in partita IVA e mi vendo sul mercato. Oggi come oggi mi vendo bene perché il mercato ha bisogno di me, ma domani come mi vendo? Assolutamente, non ci sono garanzie da questo punto di vista. Allora, grazie Vigilio Biscaro, grazie a Narita Contessotto, ricercatrice della Camera del Lavoro. Vi ricordo in ultimissima battuta l'appuntamento di sabato 9 aprile a Padova, salvaguardare e rafforzare il sistema socio-sanitario pubblico, grande manifestazione della CGIL con la UIL, la partenza del corteo alle 9:45 in piazzale della stazione, evento che sicuramente seguiremo. È tutto per questa straordinaria 3, grazie ancora e a presto. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, ad Andrea Basso e Marco Gagliazzo in regia. Noi rientriamo in diretta alle 18:30. Buon pomeriggio.